lontano. Mi chiedesti quale animale più mi rappresentasse. Ed io senza pensarci ti risposi: un gabbiano. Allora mi chiedesti perché? Ma perché gioia di vivere, è indipendenza, è libertà, perché vorrei sentirmi immersa nella luce. Vorrei vivere la bellezza e la leggerezza dell'esistenza. Vorrei un contatto profondo e intimo con la natura e i miei simili. E spazio, tanto spazio per volare, per sognare, per cambiare, non restare cosa immutata nel tempo. Cambierai, tutto cambia. Mi dicesti. Non pensavo che da gabbiano sarei diventata aquila. Per assumere forza e coraggio, per usare gli artigli affinché potessi aggrapparmi alla roccia nelle tempeste della vita e nel mio volo rigenerare l'anima più e più volte, per cercare la solitudine su alte vette. Solo per ammirare ciò che sembra immutabile, ma mai lo è. Tutto cambia e si trasforma, resta l'essenza intima del tuo essere e del tuo sentire. Se la tua essenza è la sensibilità, quella resta. Se la tua essenza e se la tua fiamma è la passione, quella resta. Se la tua essenza è l'amore, quello si diffonde e si trasforma. Non mi dicesti però che avrei dovuto lasciare l'affetto più caro al mondo per questa evoluzione, ma che il suo dono sarebbe stato il seme di quell'amore che si diffonde e si trasforma.
Sinfonia di un dono. Era impossibile interrompere questo concerto, questo brano, vedere questi ragazzi dai 12 ai 22 anni. Quali sono i nostri ragazzi? Chi sono i nostri ragazzi? Chi sono i giovani? Questi sono i nostri giovani. Questi esempi che non si vedono, che non si leggono, eppure ci sono. Però forse è noioso. No, non è la baby gang. Cosa mi importa di questo ragazzo che invece ha la passione dello strumento, che fa parte di questa meravigliosa orchestra? Sono passati 1000 ragazzi su questa orchestra, come ha detto il direttore artistico. Ne parlerò questa mattina con ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza la dottoressa Giuliana Milana, dirigente scolastico Istituto Superiore Giorgi Fermi di Treviso, assieme al professor Salvatore Mazzeo. Grazie veramente, professori, di essere qui. Penso di aver aperto e avervi fatto anche piacere, perché se sono bravi questi ragazzi è merito anche di questi professori, di questi insegnanti, perciò l'applauso va anche a loro, 50 e 50 io dico. E saluto anche da Roma il professor Roberto Cauda, professore di malattie infettive all'Università Cattolica di Roma. Professore, buongiorno, grazie, le è piaciuto? Ha visto che belli, professore? Bellissimo, anzi è stata un'introduzione che migliore non poteva essere. Grazie professore, grazie veramente. Io ce la metto tutta per far vedere i buoni esempi, devo dire la verità, ma li trovo anche, non è che devo cercare tanto. Allora grazie anche a lei, professor Cauda. Allora partirei proprio da lei, professoressa Milana. Cosa dice questo concerto, questi giovani, la passione, tanti problemi, tutti i giorni si aprono i giornali, i telegiornali, si sentono di questi ragazzi, di coltelli? Invece no, questi sono i giovani. Questi sono i veri giovani, ne abbiamo anche tanti. Prego, professoressa. Bene, intanto saluto tutti, buongiorno, grazie di averci ospitato e di averci dato questa opportunità, insomma, anche di veicolare messaggi positivi, perché comunque sia, noi abbiamo, io almeno insomma dirigo una scuola grande, parliamo di 1350 studenti, quindi e posso dire che situazioni di baby gang eccetera sì ne abbiamo, perché insomma la mia scuola è un istituto tecnico, un istituto professionale, quindi di fatto insomma alta immigrazione eccetera eccetera, per cui di questi episodi ce ne sono, ma c'è tanta anche tanta energia positiva, ecco, questa è la parola giusta, perché i nostri ragazzi sono volenterosi, sono sempre con lo sguardo rivolto verso il futuro, e è giusto così, è questo proprio quello che ci trasmettono, per cui è come dice lei, no? Uno sente il peso del ruolo perché appunto ha nelle mani il futuro e lo deve veicolare verso la giusta direzione, e quindi sì, cioè ci sono tanti esempi positivi, tanti ragazzi che si impegnano. Noi abbiamo studenti che hanno vinto le Olimpiadi, si sono qualificati primo, secondo e terzo alle Olimpiadi delle Scienze Naturali, e qua ecco, come dice lei, devo ringraziare i docenti che se ne preoccupano, se ne occupano, perché per noi è una soddisfazione poi avere questo, ma è una soddisfazione anche far capire al ragazzo che sta andando nella direzione che non è proprio giusta, che c'è un'opportunità di raddrizzare il tiro, che non è successo niente, perché loro, come dicevo dal primo giorno che ho iniziato a fare l'insegnante, hanno il diritto di sbagliare perché sono adolescenti, e quindi non possiamo solo redarguirli, solo rimproverarli, dobbiamo anche fargli vedere che c'è l'alternativa, c'è la possibilità che vabbè, tu hai sbagliato, ne prendiamo atto e da là ripartiamo. È come quando prendono 3, no? Io dicevo sempre, vabbè, 3 è un punto di partenza, intanto ripartiamo da qua, se diventa 5 abbiamo praticamente raddoppiato, di che cosa ci dobbiamo lamentare? Il percorso è questo, noi vi prendiamo, e se li prendiamo tutti bravi è facile. Bellissima, professore, bella questa fe. E bisogna soprattutto anche saper ripartire, però per saper ripartire, professoressa, bisogna avere qualcuno che li fa ripartire, non possono ripartire da soli. Loro capiscono se c'è qualcuno che li fa ripartire, e se non c'è qualcuno diventa un problema, perché perdiamo questo ragazzo. Questo ragazzo va accompagnato, è fragile, è fragilissimo, anzi vive su una società che lo fa diventare ogni giorno più fragile. Lui vorrebbe magari anche essere utile, ma non lo intrigano e lui si sente da parte, si sente estromesso e non capito. Cosa dice professor Cauda?
Sì, sì. Di fatto comunque... No, scusi, ho sbagliato. Beh, sentiamo anche il professor Cauda, visto che andiamo da un'altra parte, poi sentiamo anche il professore invece che accompagna la dottoressa Milana, il Salvatore Mazzeo. Prego, professor Cauda, così interrompiamo scuola e sanità. Sì, io ho una lunga storia di docenza alle spalle che continuo a tutt'oggi. È una docenza che ho fatto in Italia, in varie università italiane e che continuo a fare oltre che in Cattolica al campus biomedico e in medicina, ma l'ho fatta negli Stati Uniti, l'ho fatta e continuo a farla in Europa. Lei la settimana scorsa mi aveva invitato, ma non ho potuto partecipare perché ero a Parigi in un'attività di didattica presso l'Université de Paris-Cité. Ora io ho sentito con grandissima attenzione quello che ha detto la professoressa dirigente e che diciamo bisogna avere tolleranza, io così l'ho interpretata e io credo che la popolazione studentesca nel corso anche universitaria, soprattutto questa è la mia esperienza, è cambiata nel corso degli anni e proprio uno dei motivi per cui in Europa si sta parlando di come modificare la didattica per renderla più attuale, cioè non possiamo più pensare di fare la lezione ex cattedra che magari andava bene, magari va anche bene adesso, però bisogna in qualche modo coinvolgere gli studenti in questo caso universitari, quelli che domani faranno la sanità del paese, in una didattica che deve essere più interattiva, che deve utilizzare gli strumenti tecnologici, che deve, non dico l'intelligenza artificiale, ma che in qualche modo deve essere adattata alle realtà del mondo. Un esempio tra tutti, gli studenti di medicina devono uscire preparati e una volta questa preparazione veniva fatta al letto del malato. In realtà oggi, proprio per avere una maggiore possibilità e una maggiore replicatività delle manovre, si usano i manichini, cioè tutta una manovre che prima venivano fatte sul malato vengono fatte ripetute più volte sui manichini. Quindi la didattica deve cambiare, deve stare al passo coi tempi e soprattutto io credo, come lei ha detto, mi permetta quest'ultima battuta, fa più non è mia ovviamente, ma l'ho sentita dire più volte, fa più un rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Le persone che io vedo tutti i giorni nelle aule universitarie sono persone dedicate e sono quelle che faranno la storia. Grazie professor Cauda, sentiamo anche il commento del professor Salvatore Mazzeo. Prego professore. Io sinceramente mi ritengo molto fortunato perché comunque insegnando attività laboratoriale per me e i miei ragazzi sono sempre parte attiva, quindi a quel punto arrivato tenere una lezione con loro è il massimo dell'appagamento, perché sinceramente quando vai a proporre di risolvere un quesito in particolare di meccanica e quindi li vedi proprio ragionare, a quel punto arrivato è bello lavorare, interagire con loro, quindi su certi aspetti sono avvantaggiato rispetto alla mia dirigente che tante volte insomma non ha proprio questo feedback diretto come ce l'ho io. Sì. La parte mia, insomma, ora mi occupo di ufficio tecnico e gestione degli istituti, sia del Giorgi che del Fermi, però fino a qualche anno fa che ero proprio a contatto diretto, forse è quello che mi manca proprio, l'approccio giornaliero con i miei ragazzi. Una volta si diceva, professoressa Milana, ci vuole la mente e il braccio, perché tutti e due devono compensarsi, però bisogna averli tutti e due. E io non devo essere fortunato come ragazzo, e lo dico anche al professor Cauda, di avere quell'insegnante, quel dirigente, essere in quella scuola. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è una buona istruzione. Questo io devo avere, non essere fortunato perché fortunatamente sono riuscito per vari motivi a essere su quella classe. Io ho il diritto di essere protetto con l'istruzione, con la cultura.
E questo è il ruolo che non riesco a capire quando magari si portano anche certi progetti importanti. Io vedo subito se c'è la volontà del dirigente di capire, perché nel momento che il dirigente, io non ho progetto, parlo, e dalla voce e da quello che dico tu dovresti comprendere qual è il progetto. E vedi se ti dice sì, se inizia a dire mi mandi la mail col progetto, grazie, dico buongiorno, ho sbagliato ufficio e vado fuori, perché faccio così, perché non hai capito niente, perché ti ho spiegato, cerca di dirmi vediamo, parliamone, incontriamoci, ma se già inizia a dirmi la burocrazia, un bel pacchetto di pagine che nessuno leggerà e già c'è il no già scritto. Questi ragazzi lo hanno capito, prof, lo dicono, lo urlano. Noi vogliamo essere ascoltati, vogliamo essere intrigati, l'ha detto il professor Cauda. Bisogna avere manualità, fare le cose. Loro vogliono sbagliare, ma facendo, non ascoltando solo. Sbaglio, professoressa? Guardi, con me sfonda una porta aperta. Meno male, vedete che ho ragione, no, perché veramente a volte mi dico anch'io, ma hai ragione, sai, Mirella. Siamo partiti tardi con l'uso dei fondi PNRR, perché io mi sono ritrovata a questa mega scuola al primo incarico a 600 km dal mio territorio, quindi insomma diciamo una bella sfida, certo. Che dico sempre che affronto con quella dose giusta di incoscienza che ti serve per fare le cose. E quindi ci siamo ritrovati tutti questi soldi del PNRR, tutti e tre le linee, Classroom, Labs e dispersione, e quindi là ho preferito rifletterci su e poi siamo partiti, per cui abbiamo trasformato la mensa del Fermi in un laboratorio per fare le colture idroponiche. Noi abbiamo l'indirizzo delle biotecnologie e della chimica. E quindi dico, perché non innovarci in questa direzione? In fondo, per quanto le nostre siano biotecnologie sanitarie, di fatto certo, attraverso diciamo, la coltivazione delle piante officinali apriamo tutto quel mondo. La mia fortuna è anche di essere nata come chimico, quindi di fatto come... Non a caso, non a caso. E quindi diciamo, come dicono poi la parte tecnica della mia scuola, dice, avere un tecnico alla guida di tecnici probabilmente è la chiave. E quindi qua ecco mi lancio, come dico io, in queste iniziative, per cui abbiamo costruito questo laboratorio ex novo che inaugureremo a breve e verrà anche... verranno anche dalla piattaforma Futura a fare delle riprese, perché secondo me abbiamo effettuato un ottimo lavoro. Certo. E bellissimo laboratorio, abbiamo acquistato attrezzature, materiali, una serra, tutto per fare le colture idroponiche. Abbiamo avuto la fortuna, come dice lei, che è arrivato dei nostri professori che subito pronti a mettersi in gioco, anche con i loro studenti. È arrivato un docente che si è occupato di queste cose, un agronomo, per cui di fatto ci è caduto veramente, come si dice a Roma, certo, come il cacio sui maccheroni. Proprio perfetto. E quindi la linea dei labs li abbiamo usati in questo modo. Ringrazio la provincia che ci ha anche dato la possibilità di trasformare i locali, perché insomma certo, uno, ecco come dico io, no, devi togliere gli ostacoli. E però in questo caso insomma tutti abbiamo contribuito. Invece con le Classroom, pure là abbiamo avuto un investimento grandissimo, dovevamo realizzare 36 ambienti, e che abbiamo fatto? Abbiamo cambiato i setting di apprendimento, quindi alcune aule le troveremo con i ferri di cavallo, alcune aule con le isole, ci andranno i portatili, abbiamo acquistato dei software specifici perché noi appunto siamo tecnici, non possiamo arrivare ai livelli delle aziende, certo, questo è ovvio, però di fatto infarinarli in quella direzione è necessario. E quindi abbiamo creato anche delle zone che abbiamo chiamato friendly zone, e cioè aree nelle quali il ragazzo ADHD, il ragazzo particolarmente agitato, va a fare lezione là, perché dove meglio di fare una lezione di storia sotto forma di dibattito, ma pure in una scuola tecnica, perché poi tu devi chiedere, cioè questi ragazzi, lo sa che l'anno scorso hanno partecipato alla rassegna Mitos? Io ho visto i miei studenti recitare, è una rassegna di teatro classico sponsorizzata dal comune di Treviso, e ci siamo lanciati a piedi pari, abbiamo ottenuto risultati meravigliosi. Anche là devo ringraziare chi te lo propone, cioè certo, gli assessori del comune di Treviso, certo, perché uno
se ce le ha queste cose e c'ha, ripeto, un attimo di incoscienza, perché io di quello parlo, però di fatto inizi, non funziona e cambi direzione. Però funziona intanto, esatto, bisogna partire. Come dice Mirella, professoressa, bisogna partire. Sei il pioniere. Sbagliamo, non importa, ma siamo partiti. Abbiamo Rinaldo, veloce Rinaldo, ciao. Scusami, ma sai che è importante questa mattina anche ascoltare. Prego. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti intanto. E dopo mi dico una roba, nel 1960, va bene, che non vedere le discoteche, non vedere, andavamo su Esai da bar e nei Esai da bar vedere tutte orchestrine dei fiori giovani che si avvicinavano alla musica. Perché a scuola una volta ti insegnava il canto e la musica, ti insegnava ai figli a lavorare a uncinetto. Adesso non c'è più, e il mondo sarà imbruttito, non c'è vero niente che il mondo c'è come che diciamo noi altri. Ma non ti viene che per la strada, incontra le persone, gli tira su col telefono e noi ci metti in mezzo. E siamo vergognosi, abbiamo perso il cuore, ma bisogna che il mondo gira come una volta, è giusto che, aspetta, una volta eravamo insieme lì, adesso tutti laureati, tutti intelligentissimi e viviamo su un mondo brutto, ma come se poi, una volta che stiamo peso stiamo meglio adesso, giustamente, ma i fiori, bisogna dargli una mano, ma gli altri che parliamo di questi problemi e non siamo buoni di soldi. Grazie Rinaldo, devo andare avanti, se no non ce la faccio. Abbiamo sentito il pensiero di un diversamente giovane, che è molto diverso da quello dei giovani, ecco là è il problema grande, ma ce la faremo un po' alla volta, perché i buoni esempi ci sono e cambierà idea anche Rinaldo, perché purtroppo quello vede Rinaldo, non c'è niente da fare e ha ragione. Allora, professor Cauda, come commenta, cosa ti dice, poi voglio parlare anche di questo virus che sta ancora circolando con questi dati che non riusciamo a capire qual è la verità, perciò io l'ho invitata e spero che lei ce la dica veramente, perché anche qua se si fa confusione non va per niente bene. Perciò abbiamo una persona no competente di più per quanto riguarda la scuola e per quanto riguarda la sanità. A lei, professor Cauda. Devo commentare quello che vuole, parte da dove vuole, professore. Guardi, io direi, visto che lei ha fatto cenno alla sanità e la ringrazio della presentazione sempre molto generosa nei miei confronti, visto che siamo di stagione, parlerei di quello che ci aspetta o ci potrebbe succedere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per cercare di alleviare quello che è una realtà che dovremo comunque affrontare. Durante il periodo invernale c'è questa stagione influenzale che è qualcosa che avviene tutti gli anni. Devo dire che nel periodo della pandemia noi abbiamo avuto, grazie all'uso delle mascherine, che in questo momento sarebbe assolutamente impossibile e antistorico cercare di riutilizzare, per 2 anni praticamente l'influenza non c'è stata. Poi c'è stato l'anno scorso oltre quasi 15 milioni di casi di influenza con un eccesso di mortalità di circa 8.000 persone. Quello che si legge sui giornali, e penso che anche quanti ci stanno ascoltando e vedendo in questo momento hanno visto e letto, è che si pensa che quello che è avvenuto nell'emisfero australe, la chiamano l'influenza australiana, è una forma più grave di malattia rispetto a quelle del passato. Io sono sempre molto cauto a esprimere gravità rispetto al passato, i conti si faranno in primavera, però quello che dobbiamo fare oggi, soprattutto se qualcuno ha qualche primavera sulle spalle, se ha delle malattie sottostanti, questo è il momento giusto per iniziare a vaccinarsi. Lo può fare
fino a dicembre, i ritardatari ci sono in tutte le cose, anche nella vaccinazione. Quindi direi in questo momento la vaccinazione antinfluenzale è prioritaria. Poi io penso che lei si pensasse anche a quello che ha contrassegnato le nostre vite nel male, direi, per 3 anni, cioè il Covid. Il Covid non rappresenta più l'emergenza che abbiamo affrontato, però ci sono ancora dei casi, questi casi sono contenuti, ci potrebbe essere con la stagione invernale, col fatto che le persone stanno più a stretto contatto tra di loro, una recrudescenza, quindi una attenzione soprattutto nei confronti dei fragili per età e per patologie sottostanti. Concludo ritornando un po' a quello che è l'argomento principe della sua trasmissione di oggi, peraltro molto molto interessante a mio giudizio, cioè il problema dei giovani, il rapporto con la scuola, con l'università. Il Covid è stato il male assoluto, direi, con la pandemia. Una cosa buona forse, mi farebbe piacere sentire anche cosa ne pensano i suoi ospiti, ha sdoganato in qualche modo alcune cose, tra cui la didattica a distanza. Non deve essere né demonizzata né messa sugli altari, però è un qualche cosa che fa parte del mondo moderno e che quindi potrebbe essere non la priorità, ma un ausilio a quella che è la didattica tradizionale. Grazie professor Cauda, abbiamo Livio da Padova, poi sentiamo la professoressa Milana e il professor Mazzeo. Prego Livio. Mirella, ciao. Io ho una considerazione da fare e coinvolgo tutti i tuoi ospiti. I ragazzi difficili purtroppo hanno avuto spesso una vita molto dura. Dei genitori, hanno avuto problemi di vario genere, eccetera. Perciò la colpa non è neanche loro se sono dei ragazzi difficili da trattare anche in seno alla società. Loro comunque dovrebbero capire, questi ragazzi che sono intelligenti, che dovrebbero dar modo alla scuola, alla società, eccetera, di poterli aiutare. E anche la scuola e la società dovrebbero capire che meritano un aiuto se vogliono diventare dei bravi ragazzi, dei ragazzi che nella vita riusciranno. Ecco, questo volevo dire, grazie. Grazie Rinaldo, vorrei anch'io un nonno come Livio, mi piace tanto Livio. Guarda Livio, fate una telefonata importantissima. Prego professoressa. Allora, io sono strasicura che questo è il nostro ruolo sì. E ho dei docenti bravissimi che sono arrivati con questo intento al Giorgi, e cioè dire io qua posso fare la differenza. E noi abbiamo dispiegato tutte le forze che mi mancava, il PNRR dispersione, abbiamo interventi di consulenza individuale, abbiamo interventi pure di sostegno sulla disciplina, perché riflettevo prima che trovo scorretto che un genitore debba pagare le ripetizioni del figlio, la scuola deve erogargli quel servizio e deve garantirgli il successo. E il ragazzo deve vedere esempi positivi, a mio parere, e deve trovare persone che non lo considerano un numero o un mero che sta là, diciamo, esatto. Ma deve uscire, cioè devi valorizzare la sua individualità e devi fargli vedere che c'è un'altra strada. E in questo io ho docenti veramente, veramente bravi. Tanto è vero che quando è entrata ha presentato il professor Mazzeo come una roccia. Ecco, perciò io mi ricordo le parole, mi entrano le parole e fa bene perché lei sa il valore della roccia e nella scuola ci vogliono le rocce perché sennò il terreno è molto fragile, ci vuole la roccia che li protegge, che protegge questo terreno e sono i nostri ragazzi. Professor Mazzeo. In realtà la nostra preside è abbastanza buona, nel senso che comunque abbiamo avuto la fortuna di avere una dirigente che comunque sin dall'inizio ci ha messo proprio al nostro agio nel lavorare e nel fare squadra.
Il bello del Giorgi Fermi è che comunque siamo un gruppo di docenti sempre compatti e quindi quando c'è un problema di qualsiasi facciamo squadra sempre. Quindi con la preside, nel momento in cui è arrivata, insomma, abbiamo avuto modo di poterci subito rapportare e portare avanti delle idee, come dice lei, abbastanza folli, però le abbiamo portate e le stiamo portando avanti. E lavorare sinceramente non perché la mia dirigente, però ultimamente stiamo seguendo una procedura concorsuale per l'immissione in ruolo di nuovi docenti e quindi siamo a contatto diretto 13-14 ore al giorno, più fra di noi che con le nostre famiglie e effettivamente se non c'è quel pizzico di complicità tante volte non si va a nessun posto. Ma sa perché? Perché avete la passione dell'insegnamento. Sì, non c'è niente da fare. Se uno ha la passione, prima o poi raggiunge l'obiettivo, perché ha la passione. È fondamentale la passione. I ragazzi che abbiamo sentito, la passione del suono, dello strumento, della musica, se non hai la passione è inutile. Però puoi averla e non saperlo e siete voi che dovete tirarla fuori. Questo è il vostro ruolo. Compito. Pubblicità. Siamo con la dottoressa Giuliana Milana, dirigente scolastica Istituto Superiore Giorgi Fermi a Treviso, assieme al professor Salvatore Mazzeo. Collegato da Roma abbiamo il professor Roberto Cauda, professore di malattie infettive all'Università Cattolica di Roma. Allora, io inizierei ancora dal professor Cauda, perché io ho qua dei dati, professore, sono molto preoccupata. Allora, glieli leggo. Allora, nuova ondata di casi. E dov'è che vedo i casi più eclatanti? Provi a indovinare, professore. Dove li trovo? In Veneto e in Lombardia. E questo mi preoccupa molto. E penso, c'è qualcosa che non va in queste due regioni, secondo lei, professore? Come mai questi nuovi casi, e abbiamo anche i deceduti, qua è scritto tutto, non li leggo perché non voglio fare allarmismo, niente, però quello che posso dire è che queste due regioni hanno i casi più alti anche adesso, nel 2024. Secondo lei cosa c'è? Ora, certo, non è facile dare una risposta. Io credo che lei idealmente si riferisca a quello che è stato l'inizio della pandemia o dell'epidemia in Italia, appunto le due zone rosse iniziali, uno appunto in Lombardia e l'altra in Veneto. Io ripeto quello che ho detto, siamo in una situazione totalmente diversa, siamo in una situazione in cui c'è stato il superamento della pandemia ma non la scomparsa del virus, e questo virus non è un virus come l'influenza stagionale, anche se in alcuni momenti, e l'inverno potrebbe essere uno di questi momenti, ci potrebbe essere una recrudescenza. Ora, alcuni hanno ipotizzato, senza però che ci fosse una dimostrazione assoluta riguardo alle polveri sottili, però non è che sono solo nel Veneto e nella Lombardia le polveri sottili e l'inquinamento, ci potrebbe essere questioni contingenti di sovraffollamento, eccetera. Io onestamente le ragioni ci saranno, però io non le trovo così evidenti da poterle in qualche modo esplicitare. Io credo, lei ha detto non facciamo allarmismi, non voglio fare allarmismi, io sono assolutamente sulla sua stessa lunghezza d'onda. La vaccinazione è stata praticata in un numero elevato di persone, credo che la Lombardia e il Veneto siano tra quelle regioni dove la vaccinazione è stata praticata in maniera abbastanza intensa, e quindi la popolazione è protetta nei confronti delle forme gravi di malattia. Noi sappiamo da subito, da sempre, non da sempre, scusi, proprio dall'inizio della vaccinazione e dai primi casi che avvenivano nei vaccinati, che il vaccino non è un vaccino che protegge dall'infezione, ma protegge solo dalle forme gravi di malattia, che non è poco, perché
Certo, ci sono ancora i morti, ma non dobbiamo dimenticarci quello che è avvenuto in passato. Quindi io credo che le persone fragili, quelle che in qualche modo hanno dei problemi, di parlarne col proprio medico di famiglia e discutere se eventualmente fare una nuova vaccinazione anti-Covid, tenendo però presente che le varianti sono numerose, cioè questo virus varia molto. Però ecco, se lei mi dice ha un atteggiamento ottimista o pessimista sul futuro, io direi che sono più ottimista che pessimista. E mi piace molto questo messaggio, ecco, che lei ha dato, molto bello, perché dobbiamo essere anche positivi, si può sempre essere negativi, bisogna leggere i dati ma nella maniera giusta e capire come interpretarli, ecco, non strumentalizzarli, ecco, non si deve fare questo. E io spero con lei questa mattina di aver capito una cosa importante: la fragilità va vaccinata, non c'è ombra di dubbio, ecco, 1 più 1 fa 2, se non crediamo neppure alla scienza e alla ricerca, allora mi domando cosa facciamo, ecco, e questo non va bene, perciò il messaggio è arrivato e la ringrazio, professor Cauda. Allora, professoressa, io ho letto anche cellulari sotto chiave al Giorgi fermi, deficit di attenzione nelle classi prime, perché avete deciso finalmente di partire. Ecco qua, finalmente si parte con qualcosa per il bene del ragazzo. Guardi, era da un paio d'anni che discutevamo fortemente di questo argomento, opportunità sì, opportunità no. Sono arrivata nella scuola dove la linea era che è anche condivisibile, i ragazzi vanno responsabilizzati, il cellulare gli va lasciato, dobbiamo controllare che ne facciano un uso corretto. Questo approccio però ha funzionato poco, quindi ricevendo le istanze continue dei docenti, ricevendo le istanze anche delle famiglie, perché a volte il cellulare è un problema pure per loro, che non riescono a controllare i ragazzi per un certo tempo, anche perché poi la fascia d'età nostra, insomma, dai 14 ai 19, non ti puoi imporre. Io ci ho provato con mia figlia, ho messo il blocco parentale, poverina non leggeva nemmeno più i compiti, quindi ho fatto più danno che beneficio, diciamo. E quindi sono pure là, sono dovuta retrocedere, per cui ci abbiamo ragionato a lungo. Io venivo già da una scuola, giustamente, insomma, uno facendo il mestiere lo sa, dove gli ritiravo i cellulari per fare durante la verifica, perché giustamente, insomma, quello è un momento nel quale va verificata la conoscenza, se no non vai avanti, no? È vero che la didattica è per competenze, ma se non parti dalla conoscenza dove vuoi arrivare? E quindi abbiamo, grazie pure al prezioso lavoro appunto del professor Mazzeo e dell'ufficio tecnico, trovato questi armadietti che tutelano un po' gli interessi di tutti. Perché? Perché metterli tutti insieme nella stessa scatola, sa le volte che è capitato, il compagno me l'ha rubato, quello me l'ha rotto, però io avevo l'iPhone di ultima generazione e mi si rovina, non ce lo voglio mettere, per cui diventa più una polemica che non puoi gestire, perché poi di fatto è vero che noi abbiamo tante famiglie che ci appoggiano, ma trovi sempre il genitore che ti dice no, ti denuncio perché hai rotto il cellulare di mio figlio, quindi io mi permetta la battuta, noi professori, insomma, viviamo di stipendio, non è che ci possiamo permettere certo. di rifondere i danni. E quindi abbiamo trovato questi armadiettini che sono quelli che utilizzavano nelle palestre. Ma lo sa per quanto tempo li abbiamo cercati a prezzi umani? Perché erano investimenti, diciamo, insomma, che non potevamo permetterci. Abbiamo trovato questi piccoli armadietti che alloggiano il singolo cellulare. Appunto, visto che noi abbiamo 68 classi, quindi sarebbe stato impegnativo pure spendere i 300 euro dell'armadietto, insomma, per tutte. E quindi con il collegio docenti abbiamo stabilito di farlo nelle classi dei bienni. Tanto che infatti non avevo finito prima il progetto delle smart class, dove avevamo inserito molta tecnologia, per essere in grado di far utilizzare gli ambienti nuovi al maggior numero di studenti, abbiamo introdotto un progetto che si chiama Vengo Io, e cioè il docente resta nella sua aula smart dove ha tutta la sua attrezzatura, software specifici, strumentazione dove è stato possibile inserirla, e quindi dove può fare effettivamente didattica in maniera più moderna e più pratica pure, perché non è detto che poi se tu parta dal pratico non arrivi al teorico. E poi insomma, ripeto, io sono un chimico, ho insegnato chimica, quindi so bene che se non passi dal laboratorio a fare non memorizzi e non impari niente. Sì. E quindi a questo punto il triennio ruota, quindi i ragazzi si spostano, abbiamo
questo che per me è meraviglioso, vedere tutta questa vita e questo movimento per i corridoi, spostati di qua, vai di là, staccano la spina 5 minuti. E sono intrigati? Spero di sì. E sono intrigati. Abbiamo Rina da Loria, ci sei Rina? Ciao, Ciao. Mirella, buongiorno ai signori che sono presenti lì. Mirella, io non voglio cambiare discorso con voi, no, vai però tranquilla. Voglio segnalarti questa cosa che con te avevo segnalato altre volte. 2 sere fa mi telefona la segreteria dei medici di famiglia. Io avevo prenotato per me e mia figlia il vaccino anti-influenzale, no? Mi telefona chiedendomi di mia figlia che se deve veramente fare il vaccino. Io le ho detto: guardi signora, mia figlia è immunodepressa perché ha fatto il trapianto di midollo, viva Dio, se non lo fa lei il vaccino anti-influenzale chi lo deve fare, no? Basta, siccome che ci hanno mandato pochissimi vaccini anti-influenzali, devo scartare i più giovani, ma mia figlia è immunodepressa, no. Così che le ho elencato tutte le rogne che mia figlia porta, capisci? Ecco. Sembrerebbe che si può fare il vaccino, sembrerebbe, ma la conferma non l'abbiamo ancora. Stesso giorno, dopo 2 ore, viene interpellata mia figlia per chiedere di me, no, perché devo fare il vaccino influenzale. Mirella, ho 83 anni. Ho 2 stem messi da poco, nuovi, no, siccome sono intollerante alle statine non posso prendere le statine. Mirella, ma sai che battaglia? Alla Adesso fine vai a fare Mirella, questo vaccino con tua figlia o no? Ti devono telefonare. Vabbè, perfetto, lascia il tuo numero e poi ti chiamo. Rina, ti chiamo perché giustamente a 83 anni hanno il diritto di essere ascoltati e di avere delle risposte più coerenti. C'è niente da fare, più coerenti sicuramente sì. Comunque sentiamo, Rina ti richiamo. Professor Mazzeo, solitudine che riguarda anche diversamente i giovani, non si ascoltano abbastanza e sono i nostri scrigni, io lo dico sempre, che siamo diventati così grandi e belli è merito di queste persone qua che ancora hanno il coraggio di chiamare, di dire, di fare la critica, importantissimo, ma soprattutto quello che dice la professoressa Milana, la manualità, quanto importante è la manualità, perché sennò non ne andiamo fuori. Quando io sento sì titoli di studio, ma poi quando li metto a lavoro non sanno fare niente. Giustamente dice, bisogna fare anche manualità, lo ha detto anche il professor Cauda, se no il laboratorio è fondamentale, è importantissimo. Prego. Infatti il laboratorio è fondamentale, importantissimo. Tant'è che comunque c'è una carenza di ragazzi, perché comunque c'è il turnover e abbiamo proprio sul territorio una carenza di ragazzi che siano proprio in grado di potersi mettere in gioco e poter lavorare su tutti i campi, dalla parte idraulica alla parte meccanica alla parte elettrica. Fortunatamente sì, noi cerchiamo di metterci il massimo entusiasmo con i ragazzi e devo dire che comunque è sempre bello mettersi a confronto con loro, perché comunque io ritengo una cosa, che faccio un mestiere molto bello perché vengo pagato per stare con i ragazzi, portare la mia esperienza con loro, confrontarmi con loro, e quindi è divertentissimo. A tal proposito, la prossima settimana inaugureremo l'istituto con l'indirizzo meccanico auto proprio con la Toyota. La Toyota Italia ci ha contattato e sinceramente in 20 anni che sono al Giorgi Fermi, 23 per l'esattezza al Giorgi Fermi, più volte avevo provato a contattare io loro per avere proprio uno scambio. Certo.
E la fortuna nostra è stata che Toyota finalmente ci ha appoggiato, e la prossima settimana inaugureremo l'officina, proprio il laboratorio Toyota Academy, e avremo degli insegnanti formati direttamente dalla Toyota, e poi faremo fra di noi una sorta di peer-to-peer. Quindi prenderemo dai nostri colleghi che sono andati a Roma ad aggiornarsi e portare anche a Treviso una parte di innovazione, visto e considerato che comunque il parco macchine verrà rivoluzionato e aggiornato, e il Giorgi Fermi fortunatamente si mette in gioco su questa parte qua. Allora guardiamo anche le immagini, avete visto la locandina, le immagini anche dell'Amoretto Farm. Si parlava di appunto idroponica. Andiamo a vedere le immagini, professoressa, e poi le commentiamo. Eccole qua. Guarda che non sono queste, quelle dell'acquaponica. Vediamo se riusciamo. Queste mi sembrano culture. No, non c'entra. Eccole qua, eccole qua. Ecco qua, la coltivazione con i pesci dell'Amoretto Farm, che poi vi manderò l'indirizzo, che è stato premiato anche dalla Coldiretti. È una persona eccezionale con la sua famiglia e ha creato questa meraviglia a 2 passi da casa nostra, perciò anche i ragazzi potranno vedere veramente cosa esce da questa meraviglia. C'è un risparmio di energia incredibile, come ha spiegato, un risparmio di acqua incredibile, perciò penso che il futuro, avete fatto bene, sia anche questo. Abbiamo Danilo in linea, vai Danilo. Sì, saluto e buongiorno. Buongiorno. Allora, io vorrei dire quello che penso io per quanto riguarda i giovani. Io direi così: i giovani si pongono delle domande che non hanno risposta, cioè si chiedono chi sono, da dove vengo, dove vado e perché sono qui. Allora, non è vero che i ragazzi sono tutti cattivi, certo c'è sempre in mezzo qualcuno che, diciamo, sgara, ma bisognerebbe rispondere a queste domande, che sono quelle che loro si pongono e che non trovano risposta da nessuna parte. È inutile mostrare quello che si fa, quello che non si fa. Sì, lo fanno loro, ma poi alla fine rimangono sempre dentro di loro queste domande che non trovano risposta. Allora nessuno gli sa dare una risposta soddisfacente, e quindi loro cosa dicono? Vuol dire che in questo mondo non c'è niente che valga la pena, perché se questo non mi dice niente, se quello neanche e quell'altro neanche, alla fine cos'è questo mondo? Cioè manca qualcosa, e questo qualcosa bisognerebbe trovare il modo di spiegare a loro queste 2, 3, 4 domande che sono la base principale anche della vita, non solo loro ma anche di noi. Grazie. Grazie Danilo, mi fa molto piacere anche questa tua telefonata, perché iniziamo a capire che non dobbiamo condannare, ma capire cosa si può fare. È importante la telefonata sia di Danilo che anche di Livio e delle altre telefonate, perché finalmente si capisce che forse non sono così male sti ragazzi, basta solo cercare di prenderli per mano e vedere dove accompagnarli. Professor Cauda, come ci saluta? Niente, dicendo che sono onorato di aver partecipato a questa discussione che non ha avuto soltanto il focus su aspetti sanitari a me più congeniali, ma anche su aspetti, tra virgolette, filosofici. Io, mentre parlava l'ultimo telespettatore, pensavo la scuola, l'università ha un compito, una missione, quella di fornire dei modelli. Poi le risposte saranno individuali, ma i modelli forse li dobbiamo dare noi come docenti, senza pretendere che le persone si adeguino a questi modelli, ma fornire questi modelli per una critica valutazione da parte dei discenti.
Grazie, E vi saluto professor. come sempre con grande simpatia e complimenti per la sua trasmissione. Grazie professor Cauda, troppo buono. Professor Cauda, professore di malattie infettive all'Università Cattolica di Roma, che era proprio collegato con noi da Roma. Buon lavoro professore, sempre grazie. Grazie. Sentiamo come ci saluta la dottoressa Giuliana Milana. Allora, io mi riallaccio alle parole del professor Cauda e è una cosa che penso sempre, cioè noi dobbiamo dare il buon esempio con i fatti, non con le parole. E quindi noi nella nostra scuola è proprio questo che facciamo. Ci imponiamo di essere sempre di buon esempio, perché è proprio il nostro compito e quello è più efficace di tanto altro. Sentiamo come ci saluta il professor Salvatore Mazzeo. Io ringrazio principalmente i miei ragazzi, perché comunque tante volte lavorare con loro non è sempre così semplice, nel senso che alcune volte ti devi imporre, e vedo che comunque con loro è sempre bello mettersi a confronto. Grazie. Grazie anche a lei professor Mazzeo di essere stato con noi, veramente grazie. Come ha detto il professor Cauda, noi siamo a scuola tutte le mattine con questa trasmissione, con queste eccellenze come voi che ho ospiti, e dico sempre a casa: non sentite, ascoltate, è diverso tra il sentire e l'ascoltare. E poi quando chiamano dico: anche questa mattina abbiamo imparato qualcosa, siamo stati a scuola, perciò mi fa molto piacere. Grazie, grazie veramente per quello che fate. Pubblicità. Altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Domenico Presti, sindaco di Arcade, terzo mandato, e abbiamo anche collegata Elisabetta Donadello, attivista Movimento Mamme No PFAS. Grazie Elisabetta di essere con noi, veramente grazie. Partirei proprio da Elisabetta, queste mamme tenaci, questo obiettivo da raggiungere che è quello di sapere la verità, un qualcosa che dia trasparenza. Ecco, la trasparenza sull'informazione per quanto riguarda i PFAS. Com'è la situazione, Elisabetta? E anche un abbraccio a tutte le mamme, a tutti questi comitati meravigliosi dei PFAS. Prego. Buongiorno e grazie ancora Mirella per lo spazio che ci dedicate spesso. Vi ringraziamo veramente. Allora, la situazione adesso diciamo che è un po' per certi versi stazionaria, nel senso che stiamo aspettando la fine del processo che dovrebbe essere nella prossima primavera, un processo che dura da anni e quindi sì, siamo abbastanza ansiosi di capire come avverrà alla fine, se la giustizia che lei ha nominato prima prevarrà. Ecco. E dall'altra parte c'è un grosso movimento a livello mondiale ormai su questo argomento, ed è una cosa molto importante perché è solo negli ultimi anni che si è cominciato a parlare veramente molto di PFAS in tutti i paesi e anche diciamo negli alti livelli, per cui ci sono dei segni, dei piccoli segni di cambiamento che ci fanno ben sperare. Ad esempio sono state bandite, chiaramente con il tempo, cioè entro il 2030, ma comunque sono state già bandite dall'utilizzo alcune di queste sostanze. Per carità, è un primo piccolissimo passo perché sono tantissime queste sostanze e quindi 3 o 4 sostanze bandite da certi utilizzi non sono un grandissimo cambiamento, ma già si capisce che stiamo andando nella direzione giusta almeno. Poi certo che succedono in contemporanea o quasi in contemporanea delle situazioni che invece ci fanno ci accendono dei grandi punti di domanda, perché non so se l'avrete letto nei giornali, insomma Draghi ha fatto un'affermazione poche settimane fa in cui diceva che i PFAS non si possono eliminare, non si può smettere di produrli perché sono molto necessari per tante produzioni, in tanti settori.
e perché sarebbe uno svantaggio per lo sviluppo economico europeo nei confronti di Stati Uniti e Cina, quindi gli altri grossi mercati mondiali, qualora loro non facessero la stessa scelta. Non potevamo tacere di fronte a un'affermazione del genere. La prima motivazione è che stiamo parlando di sostanze, alcune delle quali sono già state definite sicuramente cancerogene. Sappiamo che sono pericolosissime, tutte le università, tutti gli studiosi in giro per il mondo lo stanno confermando sempre di più. Perciò non possiamo dire che per lo sviluppo economico e in nome dello sviluppo economico dobbiamo continuare ad avvelenarci. Questa non può essere la strategia, soprattutto non può essere la strategia di chi comanda, degli alti vertici, non dovrebbe essere questo, anche perché, come abbiamo scritto nel nostro comunicato stampa che ha seguito alle affermazioni di Draghi, in realtà ci sono moltissimi settori in cui le aziende già da anni stanno studiando per usare delle alternative, e quindi delle alternative sono già esistenti e sono già possibili. Perciò bisogna continuare in questo percorso. Elisabetta, ti fermo un momento perché è arrivata anche la telefonata. Maurizio da Conselve, se no mi cade la linea, tanto sapete come funziona, poi sentiamo anche cosa ne pensa il sindaco Domenico Presti, perché i sindaci sono in prima linea, sono i responsabili della salute dei cittadini. Che patata bollente vi ha passato la politica, voi sempre prima linea, i meno pagati, coperte corte, però prima linea. Allora sentiamo Maurizio, vai Maurizio, veloce. Ciao Mirella e buongiorno al sindaco Presti, che lo conosco. Solidarietà alle famiglie del PFAS. Mirella, niente, io ti devo sollecitare l'ennesimo mio disagio che ho provato. Io credevo da 4 mesi, Mirella, dopo aver fatto che ho ottenuto la residenza, tu lo sai benissimo, credevo di avere il medico di base. Niente, ho scoperto mercoledì sera che non sono stato ancora registrato. Cioè, è una cosa allucinante nell'ambulatorio del medico dove mi sono recato. Quindi attualmente sono ancora senza medico. Io dico veramente, pare una barzelletta, in Italia purtroppo siamo. Adesso, Mirella, ho telefonato stamattina al distretto di Monselice e mi hanno detto che mi devo recare di nuovo al distretto sanitario di Conselve per sistemare la situazione, perché la registrazione della residenza è venuta il 18 di giugno, quindi io avrei fatto prima ancora la richiesta. Adesso, vabbè, comunque da quello che ho capito dovrebbe sistemarsi la cosa. Ecco, Mirella, io ti saluto. Grazie Maurizio, porta pazienza, perché avete sentito anche in queste settimane e in queste mattine a Sveglia Veneti com'è la situazione, detta anche ieri dal dottor Scassola, che è presidente dei medici di famiglia, perciò devi attendere, perché i miracoli purtroppo non riescono a farli nessuno, almeno al momento. Dopo più avanti non si sa, ma al momento ne è una testimonianza anche Elisabetta Donadello, e i miracoli non li vediamo purtroppo, anche se qualcuno magari potrebbe fare qualcosa, ma tutti sono senza bacchetta magica, compresi i sindaci. Allora, sindaco Presti, com'è la situazione dal suo punto di vista? Taglia ancora, però se i progetti sono validi, qualcuno riesce a passare, dovete fare qualcosa importante per rispondere alla comunità, perché la comunità si rivolge a voi. Prego, sindaco. Mirella, buongiorno a tutti, buongiorno alla nostra ospite anche in collegamento. Allora, qualcuno ci riconosce dei poteri che in realtà non abbiamo. Sembra che il sindaco debba avere la panacea per tutti i mali o per tutte le problematiche. In realtà il potere del sindaco negli anni è sempre stato comunque sempre di più ridotto, ma sono invece aumentate di gran lunga le responsabilità. E parimenti dall'altra parte vengono ridotte comunque le capacità di risposta ai cittadini, perché si taglia ogni volta comunque il bilancio dello Stato. La prima cosa che fa, taglia
i trasferimenti dei comuni, che poi sono il front office dello Stato, perché ricordiamoci che noi siamo una parte, una componente importante della struttura statale, perché la nazione è divisa in comuni, quindi sono i comuni che offrono al cittadino il servizio principale e dovrebbero essere i comuni come ente ad essere, diciamo, adeguati alle risposte prima ancora delle province e delle regioni, per essere i comuni in maniera adeguata, strutturati e anche finanziati per poter dare risposte. E devo dire che il problema della salute, io ricordo che il sottosuolo è una cosa che molte volte ci dimentichiamo, che invece va assolutamente difeso con ogni mezzo. Io ho fatto una battaglia, ieri sera parlavamo in Consiglio Comunale, di 13 anni con i cavatori, perché non ho voluto sul nostro territorio una discarica. Perché sappiamo bene che la discarica poi diciamo in progresso in futuro può, come è accaduto in parecchi posti d'Italia, percolare e andare a inquinare, in questo caso, la falda. La falda dove c'è questa cava, per esempio una falda importantissima che porta l'acqua addirittura fino alla provincia di Venezia, perché il mio territorio anticamente era interessato dal passaggio del Piave in superficie. Oggi il passaggio dell'acqua del Piave è sotterraneo e quindi sono le falde del Piave che danno acqua anche alla zona del Trevigiano e non solamente. Quindi come potevo permettere o solo rischiare che la discarica che veniva appunto creata sopra potesse un domani avvelenare l'acqua e il futuro comunque dei nostri figli, dei nostri nipoti. Quindi ho fatto una battaglia che è durata 13 anni per riuscire a vedermi riconosciuto il fatto che la cava non potrà più essere ampliata né tantomeno essere riempita con qualsiasi sostanza, ma riqualificata in qualche maniera con altri sistemi, perché ce ne sono un sacco, ne abbiamo anche viste di riqualificazioni importanti. E quindi credo che la gente debba comunque anche capire che non è sempre facile per chi fa il sindaco risolvere il problema. Per esempio l'amico che ha chiamato prima, se avesse chiamato me, io avrei alzato il telefono distretto e ho detto: scusa, come può un cittadino rimanere senza l'assistenza sanitaria per mesi? Perché sappiamo bene che oggi, se non hai il medico, non puoi purtroppo avere una ricetta che magari potrebbe essere anche una ricetta salvavita. Quindi ecco, l'appello che faccio io comunque ai servizi sanitari è anche questo. Io fino adesso non ho avuto di questi problemi, io ho anche diciamo che possiamo mettermi nella fortuna di avere un filo diretto con la mia comunità e quindi tutti mi cercano, tutti mi trovano quando hanno bisogno, e laddove posso, chiaramente non tutto posso fare, ma laddove posso mi spendo anche per questo. Forse se ne è parlato poco, ma voglio dire una cosa importante che è successa qualche mese fa, Mirella, e riguarda il consorzio dei rifiuti. Riguarda la Contarina. Bene, io solitamente ho uno dei miei assessori che è delegato a rappresentare il nostro comune. Quella mattina sono andato io in assemblea perché si discuteva del conferimento presso i CERD. Contarina cosa aveva fatto? Che purtroppo poi i comuni hanno tutti votato. Ha fatto un provvedimento dove aveva imputato per l'anno precedente, quindi per 2023, una cifra superati, dando una cifra di conferimenti superata alla quale i cittadini avrebbero dovuto pagare i conferimenti dell'anno prima. Ora, non esiste al mondo, almeno nel diritto della legge italiana, nel diritto sia civile che penale, che una norma possa avere un principio di irretroattività, cioè vuol dire che tu mi stai imputando un qualcosa che quando io l'ho fatta non è previsto né come sanzione, né come reato, né tantomeno comunque come imposta, come tassa. L'altra cosa, avevano ridotto drasticamente, notevolmente, l'ingresso per quest'anno ai cittadini dei conferimenti. Quindi saremo tornati indietro di 30 anni perché avevamo visto la gente magari prendere il verde, come era anni fa, se vi ricordate, il Sile durante il periodo degli sfalci
era un disastro. Oggi invece per fortuna questo non accade perché abbiamo i conferimenti, abbiamo comunque la raccolta del verde e quant'altro che il cittadino può portare e porta al CERT. E quindi non vi nascondo che ho fatto un intervento di fuoco e per fortuna ho avuto comunque anche l'appoggio anche di alcuni sindaci e quindi ha visto Contarina fare un passo indietro. Ora voglio dire, ho anche ricordato che i consorzi pubblici sono un'espressione del territorio, sono un'espressione dei sindaci che questo territorio rappresentano e quindi la parola spetterebbe anche ai sindaci e non alla governance. Però bisognerebbe anche esprimere dei presidenti all'interno dei consorzi che facciano l'interesse della comunità. Questo è un appello che faccio alla politica. Anche perché la trasparenza non c'è. No, perché noi ci siamo visti calare questo provvedimento dall'alto. Non esiste, cioè tu mi devi fare partecipe, anche perché forse noi dimentichiamo una cosa in questo paese, che chi vive nel quotidiano e conosce la realtà dei cittadini è il sindaco. Quando purtroppo si legifera a livelli più alti, io sfido questi, quando fanno le leggi, se conoscono minimamente la realtà, a parte qualcuno forse che ha fatto il sindaco o l'assessore, ma gran parte dei parlamentari non sa manco dove sta di casa il comune, non sa manco come è fatto, non sa nemmeno quali sono le funzioni basilari del comune e di cosa si occupa questo, e nemmeno quali sono i reali problemi della gente, Mirella, nel quotidiano, perché prima di andare a fare il parlamentare uno dovrebbe anche un minimo conoscere le realtà e soprattutto, lo ribadisco, l'ho detto altre volte, deve scendere sul territorio parlamentare, deve frequentare il territorio, deve sentire i bisogni dei cittadini e soprattutto quando noi votiamo, questi ogni volta dopo il voto scompaiono. Devono smetterla di apparire solo alle elezioni. Il problema è che sono partiti da questo territorio, sono stati votati da questo territorio e quando prendono il largo e arrivano a Roma che non li vedi più. Perché voi avete i referenti, non è che non li avete come partiti, li avete. Allora se non siete ascoltati voi che siete i loro referenti del territorio, che sono i sindaci, pensate noi cittadini come siamo presi. Io parlo di tutti i partiti comunque in generale. Tutti i partiti in generale, tutti i partiti a 360 gradi. Purtroppo il cittadino ha come referente il sindaco conosce i problemi del territorio, potrebbe veramente interloquire con gli onorevoli senatori del territorio che sono a Roma, sono stati votati dai cittadini, eppure non si fa questo. Noi abbiamo una che è dappertutto, la Marina Marchettari Prandi per esempio, io la vedo correre dappertutto, però è un parlamentare o un senatore, ma noi non ne abbiamo uno soltanto, ne abbiamo diversi in Veneto che sono nostri rappresentanti che dovrebbero perorare e fare gli interessi della comunità veneta. Allora andiamo a sentire invece quelli che fanno sentire la loro voce, sono importanti, che sono i Greenpeace per i PFAS. Andiamo a sentire, poi commentiamo con Elisabetta Donadello. Arriva anche in Veneto la spedizione Acque senza veleni di Greenpeace Italia che, per 5 settimane, toccherà 220 città in tutte le regioni italiane per raccogliere campioni di acqua potabile alla ricerca di PFAS. In Veneto Greenpeace Italia sta effettuando campionamenti a Verona, a San Giovanni Lupatotto, San Bonifacio, a Vicenza, Montecchio Maggiore, Padova, Lonigo, Rovigo, Adria, Cavarzere e Venezia. L'obiettivo è realizzare la prima mappatura indipendente della contaminazione dell'acqua potabile a livello nazionale. I dati relativi ai campionamenti saranno diffusi a inizio 2025. Con questa campagna indipendente noi proviamo a tracciare una mappatura della contaminazione dell'acqua potabile in tutta Italia e capire a che punto siamo oggi a livello nazionale, incluse le aree del Veneto già note per la contaminazione. Allora Elisabetta, come commentiamo questo servizio? In tanti si stanno muovendo, molti giovani soprattutto, ecco, dove non li vediamo da nessuna parte, invece per quanto riguarda l'ambiente e scendere nella piazza sono i nostri giovani. Prego Elisabetta. Sì, infatti
come dicevo, negli ultimi anni si sta alzando molto l'attenzione su queste sostanze, in parte perché la scienza ci sta dicendo che sono effettivamente persistenti e dannose, e in parte perché c'è stata comunque un'opera di sensibilizzazione anche partita dal basso, dalle associazioni, dalle persone, un'opera di informazione per cui le persone sono sempre più consapevoli e chiedono risposte. Pertanto questa ricerca che sta facendo Greenpeace, che la sta conducendo in tutta Italia, la sta facendo, a mio avviso, questa è una mia personale interpretazione, ma anche come forma di polemica o protesta, nel senso che è una ricerca che dovrebbero fare gli enti pubblici, perché tutti gli enti pubblici dovrebbero occuparsi di analizzare le acque per questi composti, e invece Greenpeace, al di là del Veneto, dove ormai chiaramente con il caso che abbiamo le analisi vengono fatte per forza, però in tutta Italia dovrebbero essere effettuate le analisi sulle acque, come viene fatto qua, perché questi composti, l'abbiamo capito, vengono utilizzati da tantissime fabbriche. E mi allaccio a quello che diceva prima il sindaco, giustamente, le discariche sono degli accumulatori di queste sostanze, e infatti spesso anche in zone che non hanno un caso di contaminazione come la nostra, in realtà si trovano valori, se si va a cercare, si trovano valori fuori dalla norma nelle acque limitrofe proprio alle discariche. Perché noi conferiamo tutti gli scarti, i rifiuti, i cosiddetti rifiuti, che appunto perché sono queste sostanze contenute in tantissimi prodotti di uso quotidiano, naturalmente si accumulano nei posti dove vengono scartati. Pensiamo anche solo banalmente alle padelle antiaderenti, che durano quello che durano, ma sicuramente non durano 10 anni o più, e quindi tutte questi cose che usiamo nella cucina, diciamo pentole o anche vestiti, diciamo che i vestiti, tutto quanto, tutte queste cose che contengono PFAS vanno conferite alla discarica. Poi lì, come giustamente diceva prima il sindaco, succede questo fatto che le sostanze percolano sottoterra, vanno a finire nella falda, e l'acqua che scende da lì viene contaminata. E questo non è un caso singolo, perciò è molto importante quello che ha detto prima il sindaco, anche il fatto di dire: attenzione, guardiamo dov'è questo posto dove noi vogliamo fare un'azienda, come è stato fatto nel caso della Miteni, o una discarica, perché se si trova proprio sopra una falda importante, questo può essere un danno enorme. Ma è stato chiuso questo sito, Elisabetta? Allora, no, aspetta un momento, perché sennò mi cade la linea. Abbiamo Antonio da Padova, così hai tutto il tempo per rispondermi. Vai Antonio. Grazie Mirella, buongiorno anche agli ospiti. Ho tanto io abbastanza a cuore dell'ambiente, però noto che l'ambiente viene tutto deturbato da pale eoliche e pannelli solari. Vedo anche su tanti riviste che cercano chi vuole vendere terreni per impiantare pannelli solari, ma sta diventando l'Italia una macchia a leopardo, cioè tutti questi zone che io dico una cosa, ma Dio quando ha fatto la terra ha fatto il sole e la natura, c'è il bilanciamento sole e natura. Ma se tu devasti la natura per creare pannelli fotovoltaici e diciamo anche pale eoliche, ma devasti la natura. Cioè la natura, un albero assorbe il calore e cresce. Se togli l'albero e metti su un pannelli solari, la terra come si dice, si impoverisce, si secca, non diventa più diventa impermeabile, non c'è più un corso naturale della terra. È inutile che tu mi dicono ma sono le rinnovabili. Ho capito. Io che devo girare in macchina con la macchina elettrica
E ci sono tutti che si inventano di creare energia rinnovabile. Ma pensa a questo, diventa un fenomeno, le lobby vengono qua a impiantare pannelli solari perché ci vendono l'energia rinnovabile. Ma non è un po' una roba che mi sospettisce parecchio questa roba qua? Cioè, tu non sei più libero di vivere perché tu hai, diciamo, sottostare alla legge delle lobby, le lobby che stanno devastando l'Italia per creare zone con i pannelli solari. Ma rendete conto la storia? L'Italia, che è il giardino d'Europa, sta diventando una centrale elettrica d'Europa. È fuori di testa, Mirella. Grazie. Siamo fuori di testa. Grazie Antonio caro, grazie, sono riflessioni che fanno le persone a casa, sono riflessioni importanti. Allora terminiamo con Elisabetta, quello che stava dicendo, poi passiamo al sindaco Domenico Presti. Prego Elisabetta. Allora, l'azienda che è responsabile di tutta questa grande contaminazione si trova a Trissino, in provincia di Vicenza, si chiama Miteni, è fallita un po' di anni fa. Il problema è che tutti gli impianti sono stati anche portati via adesso, e qui però apro una parentesi: la tristezza, l'amarezza per me è che questi impianti e questa azienda, che è un'azienda che ha prodotto, non posso dire morte, ma questo è quello che mi viene in mente, è stata spostata, tutti questi impianti sono stati spostati come produzione in India. Perché? Perché là non sanno quanto fa male questa produzione. Allora, per me è avvilente che come genere umano mettiamo una toppa che è peggiore del buco, perché una volta che hai già capito che il danno che può essere fatto all'umanità da questa produzione, non è possibile che venga permesso di spostarla in un altro paese a danneggiare altre vite solo perché queste non sono ancora consapevoli del danno. E questa è la mia parentesi, la chiudo per finire il discorso sulla Miteni. In realtà cos'è il problema? Che sotto diciamo nel territorio su cui stava l'azienda sono stati stivati purtroppo per tantissimi anni grandi quantitativi di rifiuto che contenevano FAS, e questi sono ancora lì e hanno impregnato letteralmente la terra. Sotto questa fabbrica c'è la seconda falda più grande d'Europa, che è grande più o meno come il lago di Garda, ed è proprio sotto lì. Quindi, prima cosa, ricollegandomi al discorso di prima, come è stato possibile dare l'autorizzazione a costruire una fabbrica chimica sottoposta alla legge Seveso sopra a questa falda così grande, la seconda più grande d'Europa? Questo è stato l'errore più grande, perché se non fosse stato fatto questo e se la fabbrica fosse stata in un altro posto, non saremmo qui a parlare di tutta questa grandissima contaminazione, di questo disastro ambientale. Il problema è che tutti si passano il cerino. A chi è che è rimasto il cerino in mano? Al sindaco di Trissino, che l'ultima volta che l'ho avuto ospite era veramente molto preoccupato, che bisogna dire anche quello che è, anche se era l'ultimo arrivato e di questa cosa non era di sicuro responsabile, ma diventando sindaco era passato il cerino a lui. Allora, prima di sentire Domenico Presti, sentiamo Adriana da Crocetta. Ciao Adriana. Ciao Mirella, intanto volevo complimentarmi con l'introduzione della tua trasmissione, quei ragazzi che suonavano magnificamente, benissimo, bravi, mi sono commossa, guarda, ti dico la verità. Un'altra cosa, vorrei fare una critica, perché io sono anche piuttosto criticona. C'è questo signore da Padova, lui lo sento in tutte le trasmissioni di politica, di tutto, ma dice sempre tutto al contrario di tutto, ma mio Dio, neanche lui non è coerente con le cose. Basta così Mirella, ho detto già abbastanza. Grazie Adriana, ognuno sa che potete fare le riflessioni che volete, uno ascolta e poi critica o non critica o solo ascolta. Allora Sindaco Presti, questi cerini che avete in mano sono cerini bollenti veramente, perché non è che la gente possa aspettare in eterno che qualcuno prenda delle decisioni a favore della comunità, perché è questo che abbiamo bisogno, cose che servono alla comunità.
Cosa ne pensa? Diciamo, allora volevo chiudere la questione prima di Contarina, dove appunto dico ai cittadini che per il 2023 intanto è stato cancellato comunque la gabella, non c'è più, la tassa non viene più pagata, e di vista comunque il numero di conferimenti è alzato per quest'anno, quindi penso sia un successo comunque anche a livello politico e amministrativo da parte dei sindaci, no? E quindi grazie anche ai colleghi che hanno diciamo condiviso questa mia protesta, abbiamo ottenuto comunque diciamo una giustizia, chiamiamola, no? Nei confronti del cittadino che paga le tasse. Ma io dico che ci sono delle cose che secondo me adesso qui ad avere un attimino un'informazione di garanzia, per fortuna Nordio ha tolto comunque l'abuso d'ufficio, perché è un attimo, no? Perché alla fine tu sei chiamato a difendere il territorio, ma sei anche talmente esposto ai rischi di essere incriminato laddove fai interessi legittimi anche della tua gente, no? Perché come diceva appunto la signora da casa prima, cioè, quando hanno messo lì l'azienda, è un'azienda molto, molto particolare, molto delicata, perché non è stato fatto uno studio del sottosuolo, come è successo con me. Tra l'altro la battaglia che ho iniziato non ero nemmeno sindaco, ero un semplice consigliere comunale di opposizione, e mi sono opposto alla questione della discarica perché tra l'altro in quei tempi lì era venuto fuori, adesso non mi ricordo, in centro Italia, che una cava aveva inquinato pesantemente, percolato una importante falda, ma aveva colpito un'intera area vasta di territorio di cittadini che bevevano quell'acqua. E questa falda che passa sotto il mio territorio è una falda importantissima, cioè ha una portata d'acqua dolce che è impressionante, quindi vi dico che arriva fino quasi a Bergari, fino quasi a Scorzè, va bene? Quindi c'è un'area molto vasta. Provate a pensare, infatti io mi sono permesso di dire su una conferenza dei servizi, ho detto una cosa pesante, cattiva, oggi ve la dico, in provincia di Treviso con il cavatore, ero già sindaco, che io non volevo essere ricordato da morto dalla gente da qui ai prossimi 30-40 anni. Ho detto che potrebbe comunque maledirmi perché io non ho lottato, non ho difeso il territorio e ho permesso che l'acqua fosse inquinata a distanza di anni perché non avevo ostacolato la nascita di una discarica dentro la mia cava. Abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto. Ciao Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno comandante, nonché sindaco. Buongiorno. Ecco, mi rivolgo a lei perché vedo che ti mette sempre la faccia, tante volte per televisione, tutto, e 2 per 2 vedo che per lei fa sempre 4. E allora andiamo dunque, comandante. Ecco, io questi giorni sa che ne hanno parlato e non si sa ancora niente fino a che non viene fuori la bozza di come si dice adesso, della finanziaria, no? Ecco, e tutti parlano, ci hanno fatto paura a non finire. Però, comandante, quando mai arriviamo alle riforme? Perché qui i politici di riforme non ne parlano e si potrebbe recuperare una montagna di soldi. Si immagini la riforma degli enti locali. Quando si fa la riforma degli enti locali, vede, i comuni piccoli, comandante, non hanno preso poco a niente. Se qualcuno ha avuto la fortuna di avere un sindaco dinamico e un ufficio tecnico che funziona, hanno fatto qualche bando, ma se no i comuni piccoli sono allo sbando. Sa perché? Perché il piccolo è sempre piccolo, il grande mangia il piccolo. Ecco, e non è questione di equità. Se uno ha la fortuna di abitare a Treviso ha certi servizi, se uno ha la fortuna di abitare in un piccolo comune non ne ha servizi. Comandante, è 10 anni che mi batto per i tabelloni elettorali. Si immagini che il comune piccolo come il mio e anche il suo che è medio grande, quanti soldi si spende solo per l'allestimento, quelli andavano bene il dopoguerra. Ma non adesso con tutte queste televisioni, con tutti questi. Basterebbe un piccolo emendamento alla legge elettorale, ha capito? Per eliminare solo quelli, ma di riforme non si parla. Sa perché non si parla di riforme, comandante? Perché riforme non portano voti, portano via voti, invece le chiacchieroni e promesse a tutti i colori quando siamo in minoranza o quando sono in maggioranza, questi portano valanghe di voti. Ecco, volevo il suo parere, buongiorno e grazie, buon lavoro comandante. Grazie Gianfranco. Comandante.
Allora Gianfranco, grazie per il comandante. In realtà non ho mai comandato una stazione nell'Arma, ma facevo parte del nucleo investigativo. Comunque l'appello di comandante comunque ringrazio, mi piace comunque. E riferito chiaramente al servizio nell'Arma dei Carabinieri. Ma vede cos'è? Che il problema principale, come ha detto lei giustamente, il comune piccolo si deve battere per riuscire a portare dei risultati. E noi abbiamo avuto un grosso problema, Gianfranco. Io mi sono insediato lo scorso anno nuovamente per la terza volta sindaco e purtroppo un'opera importante che è il palazzetto dello sport, da me finanziato nel secondo mandato che avevo appunto comunque appena terminato nel 2020, ha visto poi purtroppo andare male il lavoro nel 2021 con l'apertura di questioni giudiziarie eccetera con la ditta, e quindi abbiamo perso anche dei contributi importanti. Io sono arrivato il 16 di maggio, avevo promesso ai cittadini che la prima cosa che avrei fatto mi sarei occupato e avrei portato a termine l'opera, e ho dovuto correre. Il 31 di maggio, Mirella, ho portato a casa €1 milione da Vepa a fondo perduto. Sono riuscito comunque a rifinanziare, ovviamente ho dovuto ricorrere anche a un finanziamento con il CONI, con il credo sportivo, per un importo di €800.000 con un mutuo, con interessi quasi zero, e con fondi miei oggi la GRU è nuovamente all'interno della struttura del Palazzetto dello Sport, e l'auspicio che il prossimo anno possano tornare i miei bambini a fare sport in paese. Perché prima oggi non c'era? No, c'era la struttura, Però... dovevamo efficientare, hai fermo da 4 anni. Quindi ho dovuto fare le lotte con i mulini a vento, ma sono riuscito comunque in questo caso qua, per fortuna mia, ad avere la meglio e a vincere e a portare a casa il risultato. Noi il prossimo anno, se Dio vuole, avremo di nuovo a settembre nuovamente il Palazzetto Sport funzionante. Dove i ragazzi potranno recarsi. Ha ragione Gianfranco, qui devi stare continuamente sul pezzo se vuoi portare a casa dei soldi. Non vi dico, oggi, stamattina sono felicissimo perché ho avuto un'altra bellissima notizia. Abbiamo avuto un altro finanziamento dal MIUR su un progetto importante che dirò più avanti, che è una bella cifra, che anche qui è un altro servizio a favore dei miei bambini, i bambini del mio paese. Forse Gianfranco porta a casa tutti questi soldi perché è un comandante, forse. Ecco, forse l'hai abbinato giusto. Abbiamo Giusy. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno. Ciao. Al sindaco. Buongiorno. Allora sindaco, allora noi vi votiamo. Se poi riuscite di andare al governo e presentate le nostre proposte, ci sono sempre i contrari. Vedi l'autonomia non è più finita. Io capisco che voi dite, ma dopo quando andiamo noi al governo vi promettiamo che andrà fatta questa legge, però va per le lunghe, sindaco, non finisce più. Quando comincia una cosa così non finisce più. Io spero veramente dell'autonomia, perché siamo stanchi di pagare tutti questi miliardi che vanno all'estero per ammazzare la gente. Non capisco più niente, morti, bambini, anziani, giovani, città intere distrutte che ho visto in televisione. Ma perché fanno queste guerre, sindaco? Per un pezzo di terra che dopo muoio, che non è neanche sua, perché è di tutto il mondo il terreno. Siamo noi tutti, ma perché per due persone che litigano dobbiamo avere tutti questi morti, queste distruzioni? È ora di finirla, perché tutti fanno congressi e andiamo lì per mettere pace. Quale pace? Andate lì solo che per litigare e prendere soldi per niente, perché vi stiamo pagando noi. Scusatemi, ma sono arrabbiatissima, vi ringrazio. Grazie Giusy, prego sindaco. Allora, Mirella, per fare un qualsiasi tipo di investimento all'interno di un comune c'è una procedura che è farraginosa e impressionante. Laddove un'azienda privata
può procedere con un acquisto in maniera diretta, noi abbiamo 1000 cavilli, 1000 cose. Intanto dobbiamo andare per forza nel mercato dell'elettronico della pubblica amministrazione, siamo obbligati, quindi il fornitore deve essere in MEPA, noi dobbiamo andare per forza in MEPA. Se io avessi un prodotto diciamo del territorio che mi costa di meno, non posso comprarlo perché magari il soggetto, il commerciante in MEPA non c'è e quindi non posso comprare, anche se questo mi farebbe risparmiare. Ora, capite, la prima problematica è la burocrazia di questo paese, che non so, gli altri paesi non so come siano, ma penso che la nostra sia la più farraginosa, la più complicata in assoluto. Per portare avanti un progetto ogni volta ci vogliono mesi, perché mi chiede il cittadino, ma come mai? Perché dobbiamo fare questo, la carta, la delibera, la determina, cioè c'è tutta una procedura per arrivare a spendere alle volte anche 1000 euro, facciamo un sacco di carte e un sacco di passaggi e dobbiamo purtroppo ogni volta comunque aspettare perché siamo tenuti dalla norma a fare questo tipo di attività. Ora è vero, ci vorrebbe la forza di fare delle riforme forti. Purtroppo qui quando tu fai qualcosa di buono, d'altra parte criticano. Ieri sera in Consiglio Comunale abbiamo portato un'azione di bilancio dove all'interno era contenuta una spesa di 32.800 euro per sanificare un parco dove c'è un buco, che chiamo io un buco, dove c'era un laghetto che prima era gestito dai volontari ed era pulito, oggi è diventata una latrina a cielo aperto. Quindi abbiamo stanziato dei soldi per sistemarle e fare in fretta. La mia opposizione ha votato contro. Quindi questo purtroppo è il sistema che vige in Italia, dove ci sono cose buone, l'opposizione, questo lo vediamo comunque tutti i giorni tra la Meloni e la Schlein, quando c'è qualcosa di buono comunque alla fine è criticato. Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno agli ospiti. Io vedo sempre il signor Presti in televisione perché sai io mi informo, Focus e tutte quelle. E io sono d'accordo invece col signore di Padova che chiama sempre. È chiaro, io non critico, io dico la mia opinione come tutti, può essere buona o cattiva, però la dico. Io invece sono d'accordo con queste pale eoliche perché hanno rovinato tutto il paesaggio. Vedi la Sardegna, i pescatori non possono più pescare, ci sono veramente la Puglia, il tavoliere delle Puglie sta sparendo. Però io mi volevo ricollegare al discorso del consorzio. Ha ragione che ci sono i sindaci che dovrebbero controllare, ma qua a Padova, io sono di Padova centro, ci sono qui i canali, i fossi dove c'è il Corso del Popolo, che vorrei che vedeste a vederlo, i tombini che sono pieni di foglie. Chi è che deve fare sta roba? Io vorrei sapere perché invece il sindaco sta bello lì, sempre lì sul suo scranno, ma non perché ce l'ho col sindaco, è stato votato, però si deve muovere e invece comanda il vice che fa tutto su certe cose anche buone, devo dire la verità, e su altre, cioè ci sono talmente tante cose. Poi, come ha detto il comandante Presti, la burocrazia è allucinante, ma lo vogliamo noi? Perché così non paga nessuno, signor Presti? Perché quando girano troppe carte, come dice Mirella, il cerino rimane all'ultimo e andare in cerca 20 anni fa, 30 anni fa di chi ha fatto danni non si vuol fare o magari è deceduto perché questo, perché quest'altro. Poi faccio i complimenti alla signora perché è allucinante quello che ha detto, perché effettivamente ste falde io mi ricordo anni e anni fa quando passavo in macchina dove c'erano tutte le tinture lì a Montecchio, dovevi chiudere il finestrino perché era una roba allucinante, non respiravi neanche. E adesso non succede, però anni fa succedeva. Allora io dico bisognerebbe fare squadra, come dici te Mirella, fare squadra, cioè non è il partito che sia destra, sinistra, la squadra è importante, è come fare una partita di pallacanestro. Se non sei bene in squadra
tu puoi essere anche bravo, ma non è così che funziona, e basta, e poi ci sarebbero altre cose che le dirò la prossima volta. Grazie cara Sandra, grazie. Sentiamo Elisabetta come commenta la telefonata, questo cittadino che si rende conto della pericolosità, questo cittadino che ragiona col buon senso, basta sentire le telefonate che riceviamo tutte le mattine, il perché che si chiede al cittadino, ma dove vanno a finire tutti i miei soldi? Perché non c'è trasparenza su questo? È un momento veramente drammatico per il Paese. Guardate, non siamo mica messi proprio bene, perché è inutile raccontarcela. Giorgetti ha cercato anche di dirlo, ma siamo in campagna elettorale, capite bene che è molto faticoso ammettere che il Paese è veramente in bilico e soprattutto quello che interessa è la salute pubblica. Se perdi quello è inutile che tu sei pieno di soldi, pieno di tutto. Se ti manca la salute, ciao. E questi ragazzi che devono crescere sani, queste mamme si battono per questo, o sbaglio, Elisabetta? Indubbiamente il pensiero maggiore è per le nuove generazioni, per i nostri figli, che sono poi il futuro. Ma non solo il nostro, il futuro per tutti, no? Perché alla fine se diventeremo anziani, se avremo la fortuna di diventare anziani, saranno loro che ci sosterranno anche economicamente, no? Quindi indubbiamente la maggiore attenzione va a loro. Sì, sono molto interessanti gli interventi, vedo che ci sono persone anche attente all'ambiente, poi ognuno può avere le sue idee anche sull'aspetto fotovoltaico, paleoliche, no? A me viene sempre da dire che è difficile trovare una verità. Però si potrebbero fare delle scelte che siano più rispettose un po' di tutte le componenti. Allora a me personalmente viene da dire, invece che fare un impianto fotovoltaico su un terreno, lo farei sui capannoni industriali, e siccome siamo molto ricchi di capannoni perché abbiamo tantissime realtà nel nostro paese, non andrei a consumare suolo. Ecco, mi preoccupa, anch'io sono preoccupata. Vi siete posti il problema perché non si sfruttano i capannoni? Sindaco, ecco, rispondiamo anche a questa domanda. Come mai non si sfruttano i capannoni? Non so la scelta, noi adesso stiamo per avviare una CER in paese, perché come comune sotto i 5.000 abitanti possiamo accedere ai fondi del PNRR. Noi ovviamente puntiamo a utilizzare gli spazi che abbiamo sugli edifici pubblici, a mettere anche in relazione alcune aziende che possano anche loro installare pannelli sopra la loro azienda, o anche i cittadini. Questo ci permetterebbe di abbattere i consumi e i costi dei consumi degli edifici pubblici, di dare ai cittadini la possibilità di avere dei risparmi dalla bolletta, ovviamente comunque di avere anche una ricaduta positiva sull'ambiente, che è principalmente lo scopo è anche questo. Quindi stiamo cercando di coinvolgere il più possibile le aziende, però molti appunto sono refrattari, sono restii. Hai capito Elisabetta? Hai capito? Non ne capisco comunque le motivazioni, perché questa cosa qua, perché fondamentalmente il 90% delle aziende lavora durante l'orario diurno, no? Poche sono quelle che fanno anche quelli magari... dismessi, si parla anche di quelli dismessi, i capannoni dismessi. Si potrebbe utilizzare anche i capannoni dismessi, perché uno potrebbe produrre l'energia, convogliarla poi o farla consumare, in quel caso lì noi la faremo consumare anche ai residenti. Certo. Luigi da Montegrosso, vai Luigi. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io sono un personaggio di 93 anni. Complimenti. Bene. Ascolti, io non sono trattato come nessuno. Allora pago un affitto di 430 euro. Devo vivere perché, come si può dire, ne spendo una marea in farmacia. Non sono aiutato da assistenti sociali, viene una signora un'ora alla settimana e volevano togliere anche quella, perché per i cose per il
telefono per le medicine, per cose come, ecco, mi va molto bene. Veniva 2 volte e me ne hanno tolto una. Avevo una casa del comune, dovevo andarmi, ero il primo e sono arrivato dopo gli ultimo ancora. Non lo so, mi davano il pranzo tutti 3 volte a settimana e me l'hanno tolto. Non lo so, ecco, come devo comportarmi. Vivi da solo, Luigi? Vivi da solo? Sì, e ho 33 scalini da fare. Non lo so chi mi aiuta. Ecco. Luigi, lascia il tuo numero di telefono. Lascia il tuo numero di telefono bene, piano, che sei bravo, che poi ti richiamo, vediamo se posso fare qualcosa per Luigi, perché penso che a 93 anni abbia diritto di essere ascoltato. Ricompio il 9 novembre, ricompio. Allora aspetta, mi scrivo la data che il 19 novembre ti facciamo gli auguri, visto che ha 93 anni, poi Nello ne ha 39. 9 novembre. Ecco, il 9 novembre ne compi i 39, perciò andiamo bene, perciò vai tranquillo Luigi che ci siamo. Grazie, sai, della telefonata. Aiutatemi, io Madonna. Caro. Va bene Luigi, vediamo cosa si può fare. No, prego Sindaco. Allora, a Luigi dico questo, perché io seguo, sì, una bravissima assessora alla sociale, ma seguo anch'io più che bella, brava. Da vicino. Brava, più che bella, brava. No, brava, sì, brava, sì, no, ho sbagliato l'aggettivo. Bravissima perché comunque ha seguito, addirittura noi andiamo per casa, non solo l'assistente sociale, ma va anche, come dicevo appunto ieri sera, l'assessore. E ora noi, intanto il pasto non è 3 volte a settimana, ma è tutti i giorni, deve essere fornito, da lunedì al... Non dappertutto. No, noi portiamo il pasto, la nostra mensa, portiamo il pasto con i nostri anziani. Sì, ma Luigi non sta a casa. Lo so, ma adesso comunque però l'altra cosa penso che fosse il servizio di cui parlava, che è il servizio comunque, per esempio noi abbiamo un accordo con Casa Marani, 2 volte a settimana vanno a casa delle persone per fare le pulizie o a lavarle eccetera. Attiviamo i servizi in base Sentiremo alle il sindaco cosa dirà. Devo correre presto, non ce la faccio. Ma voglio dire, io spero che Mirella riesca a aiutare, perché se no mi faccio carico io, sono disposto a chiamare il mio collega di quel comune, eventualmente come intervenire, comunque capire che cosa sta succedendo, insomma. Ci proviamo tutti e due, così non sbagliamo, Sindaco Presti, perché fare squadra va sempre bene, come dico sempre, come dice anche Sandra, che bisogna fare squadra. Allora andiamo a vedere invece cosa dicono i medici PFAS, andiamo a vedere questo servizio, era di giugno ma è molto importante. Si chiamano sostanze perfluoroachiliche, ma sono più comunemente note come PFAS, un gruppo di composti chimici che dagli anni 50 è utilizzato per rendere resistente ai grassi e all'acqua tessuti, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti, ma anche per produrre pellicole fotografiche, schiume antincendio, detergenti per la casa. Con un prezzo però, i PFAS hanno il soprannome di sostanze chimiche eterne e a lungo andare una sovraesposizione può causare danni alla salute. I PFAS sono prodotti in grossissime quantità, vengono rilasciate nell'ambiente quando sono prodotte, quando sono usate e quando sono smaltite. Sono persistenti, cioè non degradano, e sono pervasive perché raggiungono sia l'acqua che l'aria e quindi ce le ritroviamo dappertutto, compreso il nostro corpo. È necessario un intervento urgente per soprattutto bloccare l'immissione di queste sostanze nell'ambiente. Queste sostanze sono andate a finire in tutte le matrici ambientali, ma purtroppo sono andate a finire anche nel nostro corpo. Ormai praticamente non c'è individuo sulla faccia della Terra che non abbia quantità più o meno grandi di queste molecole. Nella sede dell'Ordine dei Medici di Mestre, scienziati, medici, ricercatori si confrontano su PFAS e salute umana, con dati aggiornati e strategie di intervento che possono portare a mitigare l'inquinamento da PFAS, proprio nel giorno in cui è prevista una manifestazione contro nuovi inceneritori a Marghera e il pericolo PFAS. Il loro smaltimento qui a Marghera, soprattutto perché si parla di 190.000 tonnellate l'anno, pone una grande preoccupazione che ha un fondamento.
fondamento anche che è confermato dalle osservazioni che ha fatto l'Istituto Superiore di Sanità al progetto stesso. L'unico modo per distruggerle sarebbe di incenerirle, di bruciarle in impianti che possono raggiungere per un sufficiente periodo di tempo una temperatura superiore a 1400-1500 gradi centigradi, e questo finora non è possibile in nessun impianto al mondo. Allora abbiamo sentito i medici per l'ambiente, di sicuro non gli ultimi della classe, anzi no, competenti di più. Sentiamo come ci saluta Elisabetta Donadello e che messaggio vuole lasciare e che appello vuole fare. Prego Elisabetta. Sì, allora volevo terminare un attimo il discorso rispetto ai giovani, perché ci tenevo a far sapere che come gruppo di movimento NoFas spesso andiamo nelle scuole, ogni anno è da 6-7 anni che portiamo progetti nelle scuole proprio per andare a informare i ragazzi su queste problematiche e anche in un certo senso ad abituarli ad avere un modo di essere cittadini più attivo e quindi far conoscere la nostra esperienza perché possa essere di ispirazione per loro, anche per tutte le altre problematiche che non sono solamente il FAS. Sì, come auspicio io chiudo con lo stesso pensiero che è stato di apertura, cioè che ci sia giustizia. Ecco, è quello che secondo me più di tutto aiuterebbe a sanare almeno in parte questa grossa ferita che è stata data alle persone e al territorio e al futuro delle nostre generazioni. Grazie, grazie veramente Elisabetta Donadello, attivista Movimento Mamme No PFAS, grazie di essere stata con noi, un abbraccio a tutti voi, sempre continuare, mai mollare, è il nostro motto questo. Grazie Elisabetta. Sindaco, come ci saluta, che appello vuole fare o messaggio vuole dare? Io voglio fare un appello, un messaggio per il signore che ha chiamato poco fa, perché mi ha toccato il cuore, e sentire una persona di 92 anni che vive in quelle condizioni lì, sinceramente è una cosa che mi fa molto male, mi dispiace. Quindi l'appello che faccio è al mio collega del suo comune e all'assistente sociale che si recano immediatamente a casa, che vadano a valutare la situazione che ha e gli forniscono ovviamente non solo i pasti, ma gli diano anche una mano per il resto, riguarda anche le pulizie di casa, perché sappiamo bene, è già bravo a 92 anni a fare ogni giorno gli scalini su e giù, quindi... E avere il coraggio di chiamare ancora. E avere coraggio comunque poi, e mi è sembrato comunque, devo dire comunque anche una gran bella persona a modo, quindi credo che abbia tutto il diritto di essere aiutato ed è dovere comunque da parte di chi amministra non lasciare solo le persone. Vede Sindaco, il problema è sempre quello e unico. Noi siamo tante associazioni di volontariato, però se Luigi chiama e dice sono solo, vuol dire che abbiamo fallito anche noi, sì, perché non riusciamo a fare squadra e non riusciamo ad arrivare a Luigi perché non lo conosciamo. E allora capite che anche qua dovremmo dividere a fasce anche il mondo del volontariato. Io vado a casa dei miei cittadini, ci vado io a casa. Non solo l'assistente sociale, vado anch'io a parlare, vado un attimino però dopo se serve di questa associazione può darti una mano a venirti a prendere, a fare la spesa, a portarti dal medico per le pulizie. Capite che quando dico che c'è molta strada da fare anche per noi. Noi ci trasportiamo con il volontariato, i nostri malati, i bisognosi, tramite volontariato, vanno nelle strutture di cura con i volontari. Quindi abbiamo anche qui... Sì, ma sindaco, io non devo essere fortunata come cittadino ad avere il sindaco Presti o un altro sindaco. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto come cittadino. Quello che mi aspetta di diritto. E non ce n'è per nessuno. Qua è il problema. Pubblicità, grazie. Buongiorno. Veneto secondo per assistenza sanitaria, l'autonomia amplierà il divario con il Sud. Saluto i graditi ospiti, abbiamo da Vicenza Elena Bertorelli, Presidente Casa dei Consumatori Veneto, abbiamo collegato da Prato Marco Betti, ricercatore in sociologia all'Università di Teramo e collabora con Federsanità
ANCI Toscana. Buongiorno anche lei, Betti. Allora partirei proprio da Marco Betti. Cosa ci dice, professore? È una realtà importante quella che stiamo vivendo, però c'è molta confusione. Non si riesce a capire chi ha torto e chi ha ragione, perché ognuno la racconta alla sua maniera. E siccome non c'è trasparenza, noi ascoltiamo quello che secondo noi è il più simpatico, quella che la sa raccontare meglio, perché funziona così. Prego, professore. Allora, c'è un filone di studi che si chiama economia comportamentale, che racconta come molte delle nostre decisioni sono prese da dei bias, cioè da dei blocchi, delle costrizioni mentali che abbiamo. Uno di questi è il bias di conferma. Cioè tendiamo a ricordarci e a interagire soltanto con le persone che la pensano come noi, e questo è un grosso problema, è un problema proprio a livello cognitivo di processi decisionali. E poi c'è un altro problema rilevante: come funzionano i social network, perché gli algoritmi hanno come obiettivo quello di tenere il più possibile le persone incollate allo schermo, più minuti possibili. E questo lo si fa fornendo contenuti molto simili. Quindi se uno, lo abbiamo sperimentato tutti, se uno cerca una cosa oppure si concentra su un argomento, i messaggi successivi, i collegamenti successivi sono sempre molto affini. E questo crea dei grossi problemi quando dobbiamo affrontare situazioni complesse. Poi teniamo presente che come paese noi non abbiamo una cultura del dato. Noi non siamo abituati né a fare proposte utilizzando dei dati, né a valutare le politiche con dei dati, e questo fa sì che poi alla fine ognuno racconti un po' quello che gli pare, che si ricorra molto al marketing per spiegare alcuni fenomeni, o che si cerchi di radicalizzare lo scontro, proprio per creare dei gruppi opposti nei quali le persone si riconoscono, si sentono parte e hanno un nemico. E questo è un po' quello che diceva lei. Poi alla fine per quello finiamo per dare ragione alle persone che riteniamo più simpatiche. Il concetto di simpatia è questo: un interlocutore nel quale ci si riconosce. E in una fase come questa, dove ci sono tensioni globali importanti, ci sono trasformazioni sociali importanti, ci sono scelte che probabilmente condizioneranno le generazioni future, questo contesto non aiuta. Sentiamo e salutiamo anche Elena Bertorelli. Una volta si diceva, Bertorelli, mi è partito un embolo, adesso mi è partito un algoritmo, si deve dire. Ecco, perché veramente, ma forse stanno partendo troppi perché non riusciamo più a controllarci, perché veramente c'è un aumento di prezzi spaventoso. Basta vedere anche l'altro giorno una telefonata dal fruttivendolo, 20 euro, non ho portato a casa niente, dove andremo a finire? Stipendi fermi completamente. Qualcuno si sveglia adesso, noi è anni che lo diciamo, lei se lo ricorderà, che forse c'è qualcosa che non va, perché non si può vivere per sopravvivere e non si può essere poveri lavorando. Questa è la verità. Ieri qualcuno ho sentito in una trasmissione che diceva che i dati Istat su 6 milioni di poveri non sono veri se ci sono tutte queste persone a casa che non lavorano. Il problema è che questa persona non ha capito che è povero anche chi lavora, anche con 2 stipendi, perché non riesce ad arrivare a fine mese. Prego, Bertorelli. Sì, grazie Mirella, grazie per l'invito. Saluto naturalmente te e anche i tuoi telespettatori. Mi trovi d'accordo perché, come ha detto anche l'altro tuo ospite, il dottor Marco Betti, si ragiona, lui dice per bias cognitivi, è una parola molto usata oggi in ambito accademico, io dico per pregiudizi, una sorta di pregiudizio che si forma nella nostra testa. Naturalmente non possiamo fermarci a questo però, perché sono assolutamente corretti gli studi a livello di pregiudizi cognitivi, a livello di comportamento, a livello di marketing. Senti Mirella che si continua a usare queste parole, però poi noi dobbiamo calarci su quella che è la concretezza, cioè noi dobbiamo capire che prima ha chiamato un signore di 93 anni e ha detto sono solo. Quindi questo signore
gli andiamo ad analizzare l'algoritmo, il bias, il marketing? Non credo, no? Quindi tutti noi naturalmente siamo chiamati, soprattutto chi ricopre dei ruoli in cui deve avere una certa competenza, siamo chiamati a formarci e a formarci seriamente. Poi però dobbiamo cercare di traslare questa competenza nella realtà. Come si fa? Tenendo sempre i piedi per terra, cercando sempre di andare ad ascoltare le persone, ad accogliere le persone. Cioè qua io vedrò nel mio sottopancia Presidente Casa del Consumatore Veneto. Sì, è una figura che ho, è un titolo che ho, ma non è che questo, eccolo qua, non è che questo rappresenta quello che faccio io nella quotidianità partecipando ai vari incontri in cui naturalmente partecipo con interesse. Ma quando non sono negli incontri, sono nella mia sede, nel mio sportello, che ricevo le persone che si lamentano dei problemi, e gran parte dei problemi purtroppo sono quelli che hai citato, Mirella, cioè le persone non ce la fanno ad arrivare alla quarta settimana del mese, e questo non è un'immagine, non è una cosa astratta e non è un algoritmo, questa è una realtà, tanto realtà che lo stesso governo attualmente in carica si è reso conto e ha fatto, ascoltami Mirella perché c'è da ragionare, c'è da riflettere, ha istituito il bonus Natale 2024 per i lavoratori. Quindi quello che tu dici è assolutamente corretto, perché altrimenti il governo non avrebbe mai istituito un bonus. Vuol dire che anche le persone che lavorano non ce la stanno facendo. A maggior ragione, dico io, le persone che hanno difficoltà, le persone che non hanno un lavoro, che sono in cassa integrazione, quindi con lo stipendio decurtato, le persone che per svariati motivi non hanno un reddito. Naturalmente sì, sappiamo che ci sono dei piccoli sostentamenti, però la situazione più grave, secondo me, poi vorrò sentire anche l'ospite cosa dice su questo, è che è le persone che lavorano che sono povere tra virgolette, nel senso che non si fanno passi avanti, i consumi non sono elevati, si sono ristretti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le persone hanno meno disponibilità economica, oppure si può anche dire mettono da parte perché temono nel futuro di avere bisogno di cosa? Di soldi, perché magari si ammalano e allora sono sicuri che avranno una visita nel tempo necessario? Non è detto, e quindi devono avere il loro tesoretto per curarsi. Ecco che quello che si è detto all'inizio è assolutamente la realtà delle cose, la realtà delle persone. Cioè le persone hanno bisogno di essere ascoltate e grazie a programmi come il tuo vengono ascoltati in diretta facendo delle telefonate con pieno rispetto della loro dignità, perché le persone, dobbiamo ricordare, hanno la dignità. I lavoratori hanno la dignità del lavoro e non riescono a procedere nella vita. Abbiamo Egidio da Fregona, poi andiamo dal professor Betti. Prego Egidio. Niente, è caduta la linea, vediamo se la riprendiamo. Allora, professor Betti, come commenta quello che ha detto Elena Bertorelli, ma soprattutto questa solitudine che avvolge completamente la persona diversamente giovane, che non è supportata o dalla famiglia o dai servizi sociali? Ma ci sono i servizi sociali nel 2024? Funzionano? Chi è all'interno dei servizi sociali è abbastanza competente da capire i problemi che vive la comunità, specialmente il diversamente giovane, la famiglia? Prego, professor Betti. Allora, no, certamente quello che raccontava prima la dottoressa è reale, è un problema reale delle persone che viviamo quotidianamente. Ognuno di noi si conosce situazioni di grave crisi, ognuno di noi probabilmente le sperimenta anche sulla propria pelle, sperimenta
i ritardi nell'aumento dei salari e degli stipendi, le inefficienze delle strutture amministrative, sperimenta i problemi del nostro welfare, perché appunto se uno ha un bambino piccolo e ha i genitori anziani e magari uno dei due è disabile, comincia a essere un problema. È un problema ancora maggiore se queste persone abitano in territori fragili, in montagna, in collina, e l'Italia è piena di queste zone. La fermo un secondo, professore, perché abbiamo ripreso Egidio da Fregona, se no mi cade la linea, ma dobbiamo dare parola anche al centralino. Vai Egidio. Senti, volevo chiedere una cosa. Io ho fatto domanda di fare la casa green 3 anni fa e dopo 3 anni non ho avuto ancora l'autorizzazione dal comune di Fregona. Cos'è che devo fare? Grazie Egidio, tanti sportelli alla fine chiamano Sveglia Veneti perché non sanno a chi rivolgersi. Ecco, proprio i messaggi non arrivano, non c'è niente da, io lo dico sempre, manca qualcosa, manca la squadra che farete, ognuno per conto proprio, e poi si ricevono queste telefonate. Prego professor Betti, continuiamo. Sì, no, ma la telefonata conferma quello che dicevamo. Ora, il signore ha chiamato per un problema rispetto all'autorizzazione per una casa green, ma è lo stesso per accedere a un contributo per una badante, è la stessa cosa per prenotare una visita, per avere dei contributi per gli asili. È una situazione estremamente complicata. Lei chiedeva prima se i servizi sociali funzionano. Io quando ho partecipato a queste trasmissioni, anche alla sua, ho sempre cercato poi alla fine di guardare il bicchiere mezzo pieno, e direi che funzionano e piano piano stanno migliorando. Ci sono dei provvedimenti a livello normativo sulle assunzioni di assistenti sociali per gli enti locali, ci sono gli investimenti del PNRR. Ecco, io spero che da qui al 2026, quando i lavori del PNRR, che hanno un'attenzione particolare all'integrazione sociosanitaria, saranno conclusi, la situazione sia migliorata. Migliorata non vuol dire risolta, perché noi abbiamo dei nodi strutturali di lungo periodo, abbiamo una popolazione che invecchia molto, che vive molto a lungo, e abbiamo pochi bambini. Quindi questo è un problema strutturale. Però piano piano le cose stanno migliorando. La mia preoccupazione è che non miglioreranno per tutti i territori. Ci sono delle regioni dove la situazione si modificherà in positivo e altri in cui, ahimè, probabilmente non succederà. E questo è l'altro problema di cui parlavo prima, che le diseguaglianze si sommano e si stratificano. Se una persona è donna, se una persona è migrante, se abita in un territorio debole, se abita in una regione debole, ecco, la diseguaglianza è molto maggiore a parità di condizioni. E questo è un problema enorme, perché noi siamo uno Stato democratico e quindi queste forme di sfiducia, di malessere, che sono reali e non è colpa dei cittadini che le vivono, devono trovare uno sfogo, e spesso lo sfogo politico che trovano è peggiore, è la cura peggiore. Questa è la mia preoccupazione più grande. Però, professor Betti, è anche vero che è il passato il messaggio che il diverso fa paura. Il diverso non ha voglia di lavorare, il diverso è uno spacciatore, un ladro, è uno stupratore, mentre io sono dell'idea che proprio non ci hanno spiegato niente, per carità. E la brutalità non ha colore, a mio avviso, e c'è dappertutto. Ma soprattutto mi spaventa il messaggio che stiamo dando a questi ragazzi che hanno perso la bussola e che dobbiamo recuperare. E se non fai investimenti sulla famiglia, come fai a recuperarli? Eppure hanno il diritto, hanno sbagliato, ma devono essere recuperati. Io non vedo che ci sia questa volontà di recuperare. C'è una volontà di imprigionare, di non ascoltare, di giudicare, non di accogliere. Eppure noi eravamo un paese accogliente, un paese di emigrazione, un paese che sa cosa vuol dire. E sono proprio queste figure che chiamano e che non accettano il diverso. Cosa è successo secondo lei, professore? Perché questo mi spaventa molto.
perché nella loro storia c'è questo. Come mai è successo questo? Che messaggio devastante è passato, che si ripercuote poi sui giovani? Prego. È che è una società che si è impoverita. Una società che si è impoverita, ora pensando al Veneto, è una società che ha sperimentato la povertà, che poi negli anni 70 è riuscita ad emanciparsi, che è cresciuta tanto, che è diventata una delle locomotive di questo paese, che negli anni 90 aveva imprese che erano un fiore all'occhiello, che io da toscano studiavo. Io ho passato tanti mesi, tanti anni in Veneto a studiare il sistema imprenditoriale, perché era un modello anche per la mia regione. Però negli anni è successo quello che dicevamo prima: gli stipendi sono rimasti fermi, le imprese hanno chiuso, le persone sono invecchiate e si sono sentite sole. Una famiglia dove il capofamiglia magari a 60 anni si trova a sperimentare un doppio problema: il problema dei genitori anziani e il problema dei figli precari o delle difficoltà che hanno i figli nel pagare il mutuo, nel poter acquistare le cose che gli servono. E quando un paese si impoverisce pensa principalmente a salvare se stesso, e da lì poi la rabbia, la preoccupazione per i propri problemi. Quindi io empaticamente capisco le persone, mi rendo conto che questa non è la soluzione, e sono d'accordo con lei. Dobbiamo trovare un modo per uscirne, sicuramente la scuola, ma la scuola non mi pare sia nel dibattito politico al centro. Sicuramente lo sport come fattore di integrazione, ma pensiamo alle politiche, alle polemiche che ci sono state anche negli ultimi mesi sulle Olimpiadi. Noi su tanti aspetti siamo un paese veramente incattivito, impaurito, impoverito, e questa può essere una miscela veramente, veramente pericolosa. Sentiamo come commenta Elena Bertorelli, presidente Casa del Consumatore, questo consumatore che non sa più dove appigliarsi, che è facile dire mangia bene, mangia sano. Sì, fammi la spesa tu, che allora forse riesco a mangiare bene e a mangiare sano. Un litro di olio di oliva, se vuoi extravergine di oliva, devi pagarlo 12-13 euro. Qualsiasi cosa, se è di qualità, la paghi, e nelle tasche non ci sono tutti questi soldi per poter fare una spesa che sia dignitosa, nel vero senso della parola, come qualità. Prego Bertorelli. Sì, infatti Mirella hai ragione, perché ci arrivano tante lezioni di vita. Anche se guardiamo la televisione, tutti ci spiegano, o anche i social per i giovani, tutti ci spiegano come vivere, cosa fare, come mangiare, quale attività fisica, andare in palestra. Nei social pullulano di tutorial di come vivere, no? Vendono libri che insegnano a come vivere. Allora, vabbè, una volta si diceva: chi non fa insegna. Questo era un detto di mia nonna, quindi mi diceva: ti fa e segui gli altri a insegnare, concetto base, no? Allora, la situazione è molto seria. Non ritengo però che la nostra Italia, il nostro Veneto sia così incattivito, perché restiamo una regione che comunque accoglie le persone, cerca di darsi da fare nel miglior modo possibile. Poi è tutto perfettibile, naturalmente, perché sono la prima a dirlo, ma attraverso le varie associazioni, il terzo settore, che stanno facendo impazzire per la burocrazia, e è il tema di un'altra puntata, secondo me. Grazie alle televisioni che danno, come Sveglia Veneti e Mirella, che danno la possibilità alle persone di telefonare in diretta senza filtri. Quindi questo è fondamentale, non ci sono edulcorazioni, non ci sono registrati nell'ambito di questa televisione che stiamo facendo ora. Non è trash. Quella che vediamo, cos'è trash? Sono quelle televisioni che ci hanno oramai abituati a vedere e che ci inculcano continuamente dei messaggi che sembrerebbe che tutto andasse bene. Noi vediamo
naturalmente non faccio nomi, noi vediamo varie trasmissioni in cui ci sono vestiti sfarzosi, tutti sono ben vestiti, ben pettinati, tutto va bene, il mobilio super griffato, ma la realtà non è questa. La realtà non è questa, la realtà è che nonostante noi stiamo vivendo comunque una prova, noi siamo messi alla prova, Mirella. Adesso noi anche come associazioni consumatori, associazioni che sono sul territorio, noi siamo continuamente messi alla prova dalle numerosissime truffe che si stanno verificando e che stanno aumentando giorno dopo giorno. Quindi già le persone non hanno un reddito sufficiente o addirittura sono gli anziani e comunque piccola realtà sugli anziani, per fortuna che esistono e che aiutano i loro figli e i loro nipoti, perché altrimenti tanti figli e tanti nipoti non saprebbero come vivere, anche solo per non pagare l'asilo nido e l'asilo per far guardare i loro bambini e i loro ragazzi. Quindi ben vengano gli anziani. Noi non dobbiamo più parlare degli anziani come un peso, perché gli anziani sono la memoria nostra e ci danno una mano concreta nel vivere. Quanti anziani stanno facendo adesso, finché noi parliamo qua, i babysitter dei loro nipoti? Quanti anziani aiutano i loro figli? E poi quando hanno dei problemi di salute, dov'è il welfare? Dov'è? Dove sono i servizi a favore degli anziani? E qui intervengono naturalmente le associazioni che si stanno muovendo per fare in modo che l'anziano non sia più visto come un peso, perché un peso non lo è. Prende la pensione, va bene, prende la pensione per cui ha versato i suoi contributi, perché una volta si andava in pensione come oggi dopo tanti e tanti decine di anni di contributi versati. Quindi le pensioni sono semplicemente la restituzione di quello che l'anziano ha versato allo Stato durante il suo lavoro. Molto chiara Elena, perché devo correre, perché sennò non ce la faccio, il tempo è tiranno, ma riprenderemo ancora. Certo. Però professor Betti, quello che rammarica, Elena Bertorelli lo sa, io so anni che lo dico, forse perché è un banco alimentare, forse perché sono in mezzo nel pezzo, che la povertà stava arrivando, e ho detto che ero molto preoccupata perché si stavano ampliando sempre di più gli empori solidali. Adesso ci si accorge che abbiamo 6 milioni di poveri. Ma qualcuno dice, ma non è mica vero, ma non sono mica dati reali. Io non ci credo a questi dati. Lei capisce che forse queste persone dovrebbero frequentare un po' di più gli empori solidali e non troverebbero i barboni, troverebbero famiglie che lavorano, continuo a dirlo perché chissà che qualcuno riesca a capire, che non ce la fanno ad arrivare a fine mese, perché la vita è carissima, i figli costano. Ecco, solo l'affitto o il mutuo va via quasi tutto lo stipendio. Allora, professor Betti, chi è che dovrebbe ascoltare invece, sente solo e non ascolta? E poi arrivano messaggi che sono devastanti, perché è facile parlare con la pancia piena, molto facile parlare. Prego, professor Betti. Quello della povertà è un problema enorme e soprattutto non è una cosa che riguarda solo oggi, perché i dati ci dicono che le famiglie in povertà assoluta sono quelle più numerose. Quindi immaginiamo cosa accade ai figli di queste famiglie, delle famiglie che si trovano in situazioni molto molto difficili. Che prospettive possono avere, che istruzione possono ricevere, che mobilità sociale possono avere nei prossimi anni. Quindi cosa voglio dire con questo? Che con questi livelli di povertà non solo stiamo condannando a situazioni estremamente difficili le famiglie oggi, ma stiamo creando le condizioni per una disuguaglianza crescente nel futuro. Fermo professore, perché abbiamo Nadia da Treviso, poi riprenderemo veloce. Vai Nadia, velocissima. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire alla signora, allora io
lunedì ho fatto la prima chemio, ho richiesto l'invalidità, mi fanno girare attorno, ma quando ci sono queste cose non dovrebbe essere un ufficio specifico, non so, il medico va là e fai tutto in un colpo. No, devo prendere l'appuntamento, devo farmi fare il certificato. Ma se ho le carte dall'ospedale non servirebbero solo quelle. Grazie, arrivederci. Grazie cara Nadia. Allora terminiamo col professor Betti, anche questa è una telefonata importante, ma perché tutta questa burocrazia che mi danneggia e sto passando anche un brutto periodo, non facile di sicuro. Prego professore. Guardi, ascoltando la telefonata della signora Nadia, a cui insomma va tutto il mio affetto per il periodo che sta passando, insomma, per me si aprono dei ricordi della mia famiglia, di quello che è successo a mio babbo, che era un paziente oncologico, che ha passato quello che sta passando la signora Nadia, i problemi nella prenotazione delle visite, i problemi nella comunicazione tra uffici diversi, per avere servizi forniti da strutture diverse, perché una cosa è il servizio fornito dall'ASL, un'altra cosa è l'assistenza fornita dai comuni, un'altra cosa sono le risorse che distribuisce l'INPS, e questi uffici tra di loro non dialogano, e quindi se non c'è una persona che può accompagnare la persona fragile in questo percorso, spesso diventa veramente una gara a ostacoli, una fase estremamente difficile. Quindi per me si aprono anche dei ricordi estremamente dolorosi. Però, come le dicevo prima, proviamo a immaginare un futuro almeno un pochettino migliore. Non dipende da noi professore, dipende dalla politica, mi dispiace dirglielo. Dipende dagli investimenti che farà la politica in futuro sulla famiglia. Esatto. Allora, vigiliamo, facciamo attenzione, inviti nella sua trasmissione persone che si occupano di sanità, persone che lavorano nelle ULSS, perché piano piano arriveremo ad avere il fascicolo sanitario elettronico integrato, dove tutte le informazioni saranno contenute in un unico dispositivo e non ci sarà bisogno di portare i fogli tra ospedali o tra il medico di famiglia. Piano piano arriveremo ad una presa in carico integrata, dove tutto passa dal medico di medicina generale che segue la paziente. Io sono sicuro che ci arriveremo. Ci stiamo lavorando, tutte le regioni ci stanno lavorando, serve un presidio forte, servono delle pressioni forti sulle ASL, sui comuni, affinché questo percorso arrivi in porto. Accelerate però professore, glielo dico sinceramente, perché abbiamo 93 anni, 95 anni, 100 anni che non possono aspettare in eterno che arrivi questo. Non lo dico a lei, sa professore, ma ha capito, perché sennò con la burocrazia non ne veniamo mica fuori. Allora grazie professore, devo chiudere assolutamente, grazie a Marco Betti, ricercatore in sociologia all'Università di Teramo, collaboratore Federsanità ANCI Toscana. Allora Elena Bertorelli, come ci saluta velocissima? Un grande grazie e mi raccomando sempre avanti, se avete delle problematiche in ambito sanitario rivolgetevi ai tribunali del malato o ai centri di tutela dei diritti del malato, alle associazioni consumatori che sono presenti sul territorio, non fermatevi almeno per quanto riguarda la sanità e per quanto riguarda la famiglia. Io auspico, come dice Mirella, e appoggio assolutamente, è necessario fare una pressione sulla politica, su tutti i politici, affinché la famiglia venga finalmente considerata all'interno delle politiche. Grazie a tutti. Grazie Elena Bertorelli, grazie veramente anche a Marco Betti. Io penso che la politica è giunto il momento che più che parlare debba agire concretamente per aiutare questa popolazione che non ha fatto niente di male, ha solo cercato veramente di collaborare, di fare comunità, quello che non stanno facendo loro. Grazie, grazie, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Gnocchi del bosco.
Gli gnocchi sono una preparazione di cucina estremamente diffusa in molti paesi del mondo e presentano differenze notevoli da un tipo all'altro, sia per forma che per ingredienti. Per semplificare, possiamo definirli come piccoli pezzi di impasto, solitamente di forma tondeggiante, che vengono bolliti in acqua o brodo e quindi conditi con salse diverse. Ingredienti per 4 persone. 800 g di gnocchi, 8 gherigli di noci, 50 g di formaggio asiago, erba cipollina, basilico fresco, maggiorana, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe. Tritate il formaggio. Frullate le noci. Il basilico. La maggiorana. L'erba cipollina e l'olio fino ad ottenere una salsa omogenea. Unite il formaggio . Unite il sale, pepe. Lessate gli gnocchi e scolateli con un mestolo forato man mano che vengono a galla. Versate sugli gnocchi la salsa dopo averla diluita con un po' di acqua della cottura. Rigirate sul fuoco per 1 minuto e servite. Buon appetito!